parola per una brevissima introduzione e poi lascio il microfono ai nostri ospiti, che ringrazio sin d'ora di essere qui con noi, il vicepresidente della provincia Marco Galateo, il direttore del Dipartimento il dottor Antonio Lampis e il direttore della Fondazione Museo Storico di Trento Giuseppe Ferrandi. In particolare con la Fondazione del Museo Storico di Trento è una collaborazione che va avanti da quando è nata questa biblioteca. Ecco, ci siamo sempre sentiti, abbiamo sempre condiviso tante cose, ma soprattutto ci sono stati anche dei progetti che ci hanno accompagnato e che ci hanno ispirato, e questo è uno dei progetti ai quali abbiamo aderito lo scorso anno su invito di Rodolfo Tajani e di Cecilia Nuvola, che ci sta raggiungendo. Ed è stato un piacere, non voglio spoilerare nulla, ma questo è il risultato. Poi ci racconterà anche Rodolfo Tajani in particolare. E il legame, la rete sono sicuramente degli aspetti importanti, ed è quello che vorremmo fare con l'aiuto sempre della Fondazione, ma anche con l'aiuto di tutte le associazioni e le istituzioni che sono presenti sul nostro territorio, che sono attive da tantissimi anni con progetti molto validi. Per citarne alcune, l'Archivio Provinciale, che è qui rappresentato da Margot Pizzini, che saluto e ringrazio della sua partecipazione, dall'Archivio Storico del Comune di Bolzano con Carla Giacomozzi, anche lei qui presente, la ringrazio molto. Ringrazio anche Alessandra Spada e Giada Noto, che sono del Frauenarchiv della Biblioteca delle Donne, anche loro con i loro progetti portano avanti una memoria, un pezzo di storia da valorizzare, da far conoscere continuamente. Ma c'è anche Controtempo Teatro con Claudio Montesor, Flora Sarrubo, che ci racconteranno anche un mondo della memorialistica che riguarda anche i mestieri, il saper fare, un tema che sta portando avanti con grande convincimento la cultura italiana e il Dipartimento in particolare dello sviluppo economico, qui rappresentato appunto dall'assessore e dal capo dipartimento. Abbiamo poi con noi le colleghe dei centri audiovisivi, Marlene Huber per quanto riguarda la cultura tedesca, che ci parlerà domani e ci porterà degli esempi di progetti, e Barbara Brate, che è qui in sala con noi, che saluto e ringrazio. Anzi, saluto anche Cecilia Nuvola, che ci raggiunge in questo momento. Ringrazio Eleonora Maines, membro della Commissione dei 6, che è qui con noi oggi e ci ha portato i saluti, quindi grazie anche di questa attenzione, di questa cura nei confronti della cultura italiana in particolare. Un aspetto importante sarà quello di poter seguire anche attraverso YouTube con una diretta i lavori che verranno svolti, e poi una degustazione questa sera dopo le 16 dei vini, che si aggancia al Narriamo, storie di vite, con questo gioco di parole, con questa metafora molto simpatica. Concluderemo la 2 giorni con appunto l'intervento di Marlene Huber e quello di Patrick Curru della Biblioteca Provinciale, che parlerà delle interviste che sono state fatte, che confluiranno nell'archivio orale della biblioteca, proprio agli artigiani che hanno portato la testimonianza e hanno contribuito alla realizzazione della mostra che è qui in sala e potete vedere nella sala 1. Un'altra collaborazione che mi preme sottolineare è quella con l'associazione Storia Regione Geschichte Region. Anche con loro da tanti anni la biblioteca lavora e realizza tante iniziative che vengono promosse e portate così a conoscenza del nostro pubblico. Con questo io cedo subito la parola al nostro vicepresidente, che ringrazio ancora per l'attenzione nei confronti della biblioteca provinciale, e un grazie a voi tutti. Grazie. Grazie davvero, grazie a tutte e tutti voi, grazie dottoressa per aver voluto questo momento di riflessione che vede tutta una serie di ponti che collegano una comunità, vede il Trentino che si collega con la provincia di Bolzano, e quindi c'è un ponte che ci piace tanto, perché in realtà poi la comunità è grande, no? Abbiamo a volte come pubblica amministrazione, così ci orientiamo a guardare la vita delle cose in base ai capitoli di spesa del bilancio,
no? E quindi per compartimenti stagni, e invece abbiamo poi una visione della realtà. Le persone non vivono a compartimenti stagni, si spostano, fanno tante cose, ecco, che creano la loro rete. E allora è importantissimo avere un momento di riflessione come questo, che era partito a Trento l'anno scorso, e sono felicissimo che l'abbiamo esportato, importato, inglobato, non lo so, comunque con cui siamo riusciti a creare una forma di collaborazione, perché anche, abbiamo detto prima, la direttrice lo ha detto benissimo, il collegamento della cultura con il mondo artigianale e più in generale col mondo economico è strettamente collegato, e poi in tutto questo, se non si trova un momento per riflettere sulle connessioni del territorio, creando una memoria storica comune, chiaramente poi questa memoria rischia di andare persa. Oggi, lo diciamo anche con un po' di nostalgia, la figura dei nonni che parlano con i nipoti sta mancando, non c'è più tempo, oggi anche i nonni sono impegnatissimi, ma i bambini di oggi sono più impegnati dei manager delle grandi multinazionali del passato, e quindi questi momenti di riflessione all'interno delle famiglie vengono meno. Però è un peccato, perché si rischia di perdere altrimenti un passo generazionale, e invece noi vogliamo che questo momento di riflessione esista, lo facciamo e lo vogliamo promuovere attraverso anche questi lavori che vengono fatti, perché in realtà non c'è futuro se non c'è memoria di ciò che c'è stato. E quindi a volte, diciamo, con una battuta, diciamo, non serve scoprire di nuovo la ruota quando è stata già scoperta, ma devo sapere che è stata già scoperta, e quindi devo sapere come veniva utilizzata prima, per immaginare e far immaginare alle giovani generazioni come questa ruota potrà essere costruita in futuro. E per cui io credo che questo passaggio sia un tassello veramente fondamentale per creare questa memoria culturale, artigianale, non solo economica, del territorio. Quindi ringrazio davvero anch'io tutti gli operatori che hanno voluto queste 2 giornate molto importanti, di cui siamo orgogliosi, e speriamo che siano le prime di tante altre, e quindi viva gli innesti. Grazie. Devo dire io 2 parole, e va bene, grazie, buongiorno a tutti. E dopo tutto quello che ha detto l'assessore ho poco da aggiungere, se non, insomma, la grande soddisfazione che ho che uno degli uffici della ripartizione cultura sia così impegnato nel fare rete, come è stato detto, ma anche nel proporre occasioni di studio, perché quello che vedo anche sulla base di un'esperienza nazionale piuttosto estesa è che più si sale verso i luoghi di produzione ossessiva, come giustamente è il nord Italia, e purtroppo negli uffici pubblici meno si studia. E quindi essere insieme così, appunto, con una grande memoria come Giuseppe Ferrandi e tutto il patrimonio che porta il Trentino con le sue istituzioni, vedo Fondazione Kessler e tante altre, insomma, e con l'altra regione vicina, in un momento dove ci si ferma un attimo e si approfondisce, molto importante. Per i nostri uffici della provincia autonoma sarebbe sempre importante. Noi insieme con l'assessore Galateo lo stiamo facendo sull'economia, di riuscire a fermare uffici e associazioni di categoria in momenti di rete e di studio, ed è molto importante che lo si faccia sempre nella cultura, che chiaramente è più diciamo naturalmente orientata all'approfondimento, ma che ultimamente negli ultimi anni ha dovuto sempre correre per via di vari fondi che arrivano, stimoli vari, eccetera, eccetera. Però vedere cosa fanno i vicini e confrontarsi e approfondire è un'iniziativa veramente lodevole. Quindi alla dottoressa Trevida va veramente un complimento, ma soprattutto a tutti gli altri che parleranno qui in questi giorni e che conosceranno meglio i propri colleghi e le attività di chi lavora nello stesso ambito. Grazie dell'attenzione. Grazie, innanzitutto porto il saluto un po' delle istituzioni trentine, quindi della nostra assessora alla cultura Francesca Gelosa, del presidente Fugatti e ovviamente della nostra fondazione e del suo presidente professor Luigi Blanco. Io, di la verità, potrei anche sottoscrivere
quello che avete detto, come dire, limitarmi a dire sono d'accordo praticamente, perché avete giustamente, per fortuna e grazie alla vostra sensibilità, toccato delle corde molto importanti anche di come la collaborazione in questo caso può essere non solo doverosa ma anche fondamentale, proprio per creare anche quelle condizioni di massa critica per poter poi affrontare tematiche e operazioni così complesse. Insomma. Si diceva prima, ma dopo Rodolfo Tajani e Cecilia Nuvola approfondiranno appunto anche i contenuti, l'approccio della prima puntata di Innesti, quella che si è svolta a Trento. Però io citerei, come dire, vista la presenza del vicepresidente Galateo e di Lampis e di voi tutti, insomma, a sottolineare come uno dei temi che è stato sollevato proprio nel convegno di Trento era un po' la responsabilità dei decisori politici, sostanzialmente, cioè il lato delle istituzioni. Gli archivi di comunità funzionano, sono importanti, sono spontanei, si basano sul volontariato, si basano su una presenza anche molto capillare sul territorio di istituzioni culturali, ma anche proprio di gruppi che spontaneamente decidono di prendersi cura, ecco, di una fetta di memorie di comunità, ma se poi manca l'impegno delle istituzioni, come dire, e le istituzioni non si responsabilizzano per questa azione appunto di raccolta e in parte anche di rielaborazione, di messa a disposizione di questo patrimonio, avviene, come dire, un grande spreco di memoria, come dire, uno spreco di memoria per cui le fragili, certe volte, gambe di chi ha portato e ha curato questi archivi, questi momenti di raccolta, queste campagne, queste azioni così indispensabili, poi rischiano di andare dispersi. Quindi io sono particolarmente grato a Valeria e alla Biblioteca Claudio Augusto, confermo, diciamo, che la nostra collaborazione ormai comincia a essere una collaborazione pluridecennale quasi, ecco, o comunque di lunga durata, e sempre ho riscontrato una grande qualità anche nell'approccio e nel fatto che oltre a fare iniziative ogni tanto bisogna anche interrogarci su come le facciamo e quali sono gli strumenti che utilizziamo per muoverci su questi terreni. E quindi io credo che sia un momento molto importante. Io domani avrò occasione di intervenire come relatore in una sessione particolare, portando più in specifico l'esperienza della nostra istituzione, del nostro territorio, ma credo appunto che questa 2 giornate offrirà parecchi stimoli. È interessante, è importante la presenza appunto delle vostre istituzioni, del vicepresidente, perché credo che appunto una riflessione anche di carattere istituzionale che riguardi le politiche culturali possa essere fatta sostanzialmente in comune, pur nella diversità di situazioni e di riferimenti, perché abbiamo bisogno appunto di non lasciare sole queste azioni, come dire, ma inserirle, innestandole in un progetto, in un concetto più ampio di azione culturale. Grazie. Ecco, grazie allora anche all'intervento di Giuseppe Ferrari, ringrazio e condivido anch'io quanto detto da tutti voi e per la vostra anche sensibilità e attenzione che non è scontata nell'ambito culturale, quindi ci fa sempre piacere vedere che anche da parte dei decisori politici ci sia un'attenzione nei confronti di questi progetti, che sono progetti che nascono proprio anche da una corrispondenza ventennale ormai con i colleghi trentini, ma anche con i colleghi del vicino Friuli, perché devo dire che in questi ultimi anni si sono allargati anche un po' i nostri orizzonti, abbiamo cercato di confrontarci anche con una regione autonoma come quella del Friuli, con alcuni aspetti culturali che ci avvicinano, con un confine con l'Austria, con una storia comune e poi appunto con tutte le tematiche di un territorio di frontiera. A questo punto direi che possiamo dare inizio ai nostri lavori e quindi partiamo poi con la prima sessione della nostra giornata.
ringrazio ancora tutti voi per la vostra attenzione e la partecipazione. Grazie. Passo di qua. Si accomodi pure che passo di qua? Sì, sì, liberatoria perché stiamo facendo la diretta YouTube. Ah, ok. C'è già il suo nome, se mi compila il resto, poi dietro c'è la firma e la data. Sì. Ha PowerPoint qualcosa? Non credo. No. Mi dicono che non usano il PC. A posto così. Ci ho rinunciato. No, mi dice. No, se c'è. Autorizzo. Bolzano ne abbiamo 20. E do a lei? Sì, grazie. Così? Basta così? Sì, qua dietro c'è la data e la firma. Dai, La motivazione l'ho già scritta io su. va bene. E la firma qua? No, qui, guarda. Ah. Sì, quella per i minori. Grazie mille. È che non mi sono mai accorta. Ah, dai, anche le foto sono dignitose. Sì. Ma non sei ora che veniva messo dentro Su anche... autorizzo qua. Questo autorizzo. Non c'è mai una volta che compili un modulo giusto. Che sì, c'è qualcuno che ci dà il via. Ecco, buongiorno a tutti e a tutte. Ringrazio dell'invito, sono anch'io, come è stato già detto in introduzione, contento che il convegno di Trento dello scorso novembre possa trovare così continuità in questo nuovo appuntamento. Io leggerò il mio intervento per restare un po' nei tempi e per non disperdermi, come mi è solito, mio consueto. E parto con il mio intervento. Allora, parlando
che ho intitolato Innesti virtuosi. Poi in conclusione del testo stesso capirete perché a cosa si riferisce questa virtuosità. Parlando di archivi di comunità, sorge spontanea, almeno mi è sorta spontanea, la domanda di cosa si vuole intendere per comunità. Si usa sempre il termine al singolare, ma di fatto ormai bisogna declinarlo al plurale. Semplificando si potrebbe dire che la comunità è costituita da un insieme di individui uniti da specifici vincoli e interazioni, da un legame di reciprocità e condivisione che può attivarsi su diversi elementi e su diversi livelli: organizzativo, territoriale, linguistico, religioso, politico, economico e chi più ne ha più ne metta. Una constatazione che, per quanto banale, aiuta a cogliere a quale ricchezza di esperienze possa far riferimento l'espressione archivi di comunità e come questa non possa limitarsi solo a realtà fissate da specifici ambiti territoriali o specifici gruppi di popolazione etnograficamente definiti. La polivalenza di situazioni e la stratificazione di significati fotografata dal termine archivio di comunità trova peraltro fondamento negli accadimenti storici e storia nella storia, riflesso nell'evoluzione degli approcci concettuali dei quali si è dotata di volta in volta la sociologia contemporanea. In sociologia, secondo quanto elaborato ancora nel 1887 dal sociologo tedesco Ferdinand Tönnies, nella sua opera Gemeinschaft und Gesellschaft, il concetto di comunità, Gemeinschaft, si distingue da quello di società. Nella prima prevarrebbe il senso di appartenenza pieno e convinto a un consesso fondato su legami affettivi e tradizionali. Nella seconda l'elemento di unione sarebbe basato su una comunanza di interessi o scopi specifici. Insomma, sempre semplificando veramente, più di così non si potrebbe, in un caso agirebbe un insieme di abitudini, sentimenti e istinti, contrapposto nell'altro a un complesso di norme, convenzioni e leggi. Il concetto di comunità come nozione sociologica distinta da quella di società si sviluppa pertanto dalla seconda metà dell'Ottocento. La sua nascita ed evoluzione si legano strettamente alla rapidità con la quale si succedono nella società occidentale le trasformazioni indotte in particolare da industrializzazione e urbanizzazione, o più genericamente dal processo di modernizzazione, che alimentano, a fronte di dinamiche relazionali sempre più impersonali e frammentate, una più approfondita riflessione sulla perdita dei legami sociali tradizionali del passato. Nel corso del XX secolo il concetto di comunità, superate le differenziazioni e delimitazioni geografiche, è stato via via ampliato a persone riunite in gruppi basati sulla condivisione di obblighi e responsabilità reciproche, ossia persone che possono condividere esperienze, identità, credi o interessi finalizzati al miglioramento collettivo, indipendentemente dallo spazio fisico nel quale vivono e si muovono. In altri termini, se inizialmente il concetto di comunità era legato a un luogo fisico, l'analisi successiva ha riconosciuto l'esistenza di comunità di interesse e comunità di pratica, insomma di gruppi uniti da passioni, professioni o scopi condivisi indipendentemente dalla loro dislocazione. Sono le cosiddette comunità virtuali che, pur favorite dall'esplosione di Internet, nella contemporaneità più stretta, strumento globale per definizione, non perdono completamente di vista i confini territoriali e affettivi, ma si espandono e prosperano anche in assenza di contatti diretti, basandosi sulla sola comunicazione telematica. Oggi il concetto di comunità è spesso evocato per riflettere sui temi della solidarietà, dell'identità
e della coesione sociale in una società sempre più globalizzata e individualista. Si è passati da un'idea di comunità come entità statica del passato a un concetto dinamico che indica un'esperienza di interazione e una realtà immaginata che le persone costruiscono e mantengono attraverso narrazioni e pratiche condivise. In sintesi, nel concetto di comunità si afferma sempre più l'idea di qualcosa di multiforme e resiliente, riflesso diretto della necessità umana di appartenenza, solidarietà e riconoscimento, declinata e tradotta in modalità diverse anche secondo quanto ispirato da quel complesso di diritti e doveri formalizzato dal legame giuridico della cittadinanza. La nozione di archivi di comunità si nutre necessariamente dell'evoluzione del concetto stesso di comunità, ne assorbe le tensioni sottese e si sviluppa storicamente anche in risposta alla necessità da parte delle comunità variamente intese a questo punto, non esiste una comunità, di documentare la propria storia e identità spesso in contrasto con le narrazioni ufficiali restituiti dagli archivi istituzionali. Il modello attuale di archivio di comunità, che si afferma in modo significativo a partire dalla seconda metà del Novecento, è pertanto da intendersi soprattutto come progetto di memoria partecipata e controllata dalla base, via via rafforzato e recepito come vero e proprio principio unitario e inalienabile dagli strumenti normativi nazionali e sovranazionali che intervengono sulla salvaguardia del diritto alla memoria. Il movimento degli archivi di comunità, così come lo conosciamo oggi o lo incontriamo oggi nelle nostre esperienze, inizia ad affermarsi e a guadagnare popolarità negli anni 70 e 80 del Novecento, specialmente nel mondo anglosassone, come espressione di un più ampio interesse per la storia orale e la public history. Le minoranze, i gruppi marginalizzati, etnici, sociali, di genere e le collettività locali iniziano a costituire nuclei documentari finalizzati a raccontare esperienze e identità non contemplate o distorte dalla narrazione proposta sulla base delle fonti ufficiali. L'iniziativa è sicuramente favorita nei primi anni del secondo millennio dalla tecnologia, lo si è già ricordato, che consente a più ampie fasce di popolazione di partecipare alla raccolta e di accedere alla descrizione degli archivi, trasformando gli archivi stessi in una risorsa collettiva in costante evoluzione. Da subito gli archivi di comunità si caratterizzano pertanto come collezioni accumulate e gestite da gruppi di individui per documentare il patrimonio culturale e la storia considerate come proprie, di propria disponibilità. Restano escluse istituzioni statali o professionisti esterni. In questa fase agisce sottesa anche una contestazione nei confronti delle narrazioni dominanti che tendono a ignorare le storie di gruppi subalterni o gli aspetti della quotidianità. Sono i fautori stessi di queste esperienze a decidere cosa raccogliere, documenti familiari, foto, testimonianze orali, oggetti, come descriverlo, utilizzando il linguaggio e la prospettiva della comunità, come utilizzarlo, quali iniziative di restituzione e a chi renderlo accessibile. In altre parole, lo sviluppo del concetto delle esperienze di archivio di comunità segna il passaggio da un archivio visto come deposito passivo di carte amministrative a un archivio concepito come progetto attivo e partecipato che dà voce a esistenze tradizionalmente trascurate dalla storiografia ufficiale. In tale contesto appare emblematico la creazione di archivi e progetti di memorie a seguito di eventi naturali devastanti come i terremoti, dai quali emerge la necessità per le comunità colpite di documentare le esperienze non solo dal punto di vista istituzionale, gli atti messi
degli atti di emergenza, insomma, ma dal punto di vista delle persone che l'hanno vissuta e subita. E qui penso nel caso trentino alla tragedia di Stava e al lavoro svolto dalla Fondazione Stava 85. Questi archivi nascono spesso dal basso grazie all'iniziativa di associazioni locali o alla collaborazione offerta da cittadini a ricercatori o università. Una collaborazione che ritroviamo ad esempio nel caso della Rete Italiana di Cultura Popolare, ossia, come si legge nel loro sito, di un'associazione di promozione sociale che unisce sociologi, antropologi, urbanisti, economisti, non gli storici, non li citano, ma anche educatori, artisti e operatori sociali. Il percorso che l'ha caratterizzata è iniziato con lo studio dei riti e delle feste nei diversi territori italiani, si è poi sviluppato in progetti che sperimentano nuovi modelli di socialità. Fra questi si ricordano, tanto per fare un esempio, anche delle iniziative che vengono proposte da queste associazioni che si occupano di archivi di comunità. Indovina chi viene a cena, incontri conviviali in abitazioni di cittadini provenienti da diverse culture. Il diario intimo del territorio, una web app narrativa che coinvolge i partecipanti nel rileggere i segni della grande storia attraverso le storie individuali. Il portale dei saperi, una piattaforma di welfare di comunità in grado di evidenziare bisogni e competenze di un quartiere o di un territorio. Ecco, qualche considerazione andrebbe sviluppata anche sui motori di ricerca e le piattaforme sociali in relazione sia al diritto alla memoria, ma sia al diritto all'oblio. Ecco, però di questo non ne voglio parlare perché non ne avrei neanche le competenze, però si può comunque sinteticamente ricordare che mentre il diritto all'oblio cerca di dare ai singoli il controllo del loro passato digitale, i giganti del web agiscono come memoria centrale globale, influenzando in modo determinante l'equilibrio tra ciò che la collettività deve ricordare e ciò che l'individuo ha il diritto di lasciarsi alle spalle. Tornando agli archivi di comunità, si è ricordato come spesso la loro costituzione avvenga inizialmente come risposta al desiderio di rivendicare dignità per quelle vicende ignorate dalla storiografia ufficiale, in un agire che non vede né prevede alcuna collaborazione con le realtà deputate istituzionalmente a raccogliere e conservare la documentazione, archivi pubblici, enti culturali, musei e via dicendo. Oggi, di fronte alla diffusione capillare di queste iniziative private volte a conservare piccoli e grandi giacimenti documentari, cui non è estranea la partecipazione di amministrazioni locali, questo va riconosciuto, e il convegno Innesti di Trento ne ha dato un po', ne ha fornito testimonianza, il fatto stesso che poi dietro al precedente convegno ci fosse la partecipazione del comune di Brentonico da una parte e del comune di Peio dall'altra. Serve un cambio di marcia, insomma. Occorre che la collaborazione fra pubblico e privato si consolidi, che vengano condivise strategie affinché il lavoro svolto da quanti si sono meritevolmente dedicati a svolgerlo e continuano a farlo non vada irrimediabilmente perso. La collaborazione tra settori pubblico e privato, seppur a ben altri livelli, ha già avuto un ruolo fondamentale nella digitalizzazione di importanti patrimoni culturali a partire dalla fine del XX secolo, quando si è avuta la consapevolezza che le istituzioni statali da solo non sarebbero state più in grado di gestire l'immensa mole di informazioni storiche e soprattutto che era necessario coinvolgere attori con risorse e competenze specialistiche, tecnologiche e finanziarie per rendere la memoria accessibile e duratura. In questa collaborazione pubblico-privato vanno peraltro assunte scelte in grado di garantire che la storia resti un bene pubblico, fruibile e non un monopolio privato, obiettivo che per definizione ha animato e continua ad animare le esperienze d'archivio di comunità presentate a Trento e che sicuramente ritroveremo in quanto sarà anche esposto in questi 2 giorni. Per proseguire con successo in questa direzione non vanno però
ignorati alcuni presupposti di partenza, ossia come curare e gestire il patrimonio dal basso, quali modalità di partecipazione adottare, come intervenire sul patrimonio culturale affinché diventi uno strumento utile per tessere relazioni e creare connessioni, e quali competenze mettere in campo per gestire al meglio i vari passaggi. In altri termini, quali mansioni delegare complessivamente alle comunità a tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Al di là delle aspettative non si possono infatti nascondere le difficoltà che ancora si frappongono in tante realtà una più diffusa e solida percezione dell'importanza rivestita dalla salvaguardia dei molteplici giacimenti culturali, ed è proprio la preoccupazione di colmare questo iato tra finalità ideali e condizioni reali, si spera solo apparente, che si fonda l'interrogativo sempre attuale di come procedere affinché i principi ineludibili sanciti dagli articoli 9 e 118 della Costituzione italiana possano trovare costante e piena applicazione. Il dettato costituzionale afferma chiaramente come i beni storico-culturali, materiali e immateriali debbano essere concepiti come un unico patrimonio, del quale tutti hanno il dovere di preoccuparsi, ma al tempo stesso e con pari diritto anche di rivendicarne la totale fruizione grazie sia all'investimento di risorse pubbliche e non solo economiche, sia alla collaborazione fattiva fra più soggetti pubblici e privati. Una dimensione riconducibile nel suo significato più profondo al concetto di memoria collettiva come bene comune, che nell'accogliere le esigenze espresse dai cittadini guarda al principio di adeguatezza e di differenziazione affermato proprio dall'articolo 118 della Costituzione e non da ultimo, in ordine di importanza, dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, firmata a Faro il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia nel 2013 e ratificata, aggiungerei con grave ritardo, sempre nel caso dell'Italia, solo nel 2020. Convenzione di Faro che riporta la gestione e la conservazione del patrimonio culturale all'interno della sfera delle politiche di governance integrata, sollecitando l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile. In tale contesto il concetto di patrimonio culturale, modificato in quello di eredità culturale, cui sottende una concezione più ampia e interdisciplinare, corrisponde a un complesso di risorse trasmesse dal passato che le persone, sono aperte virgolette, le persone identificano indipendentemente da chi ne detenga la proprietà come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. La Convenzione di Faro attribuisce dunque al patrimonio eredità culturale un forte valore sociale. In un consesso umano in costante evoluzione, l'eredità culturale è fonte di benessere sociale ed è riconosciuta come, virgolettato, risorsa sia per lo sviluppo sostenibile che per la qualità della vita. Un'analisi attenta della complessa geografia della cura e gestione del patrimonio culturale in Italia, in particolare di quello materiale, permette di osservare che i principi della Convenzione di Faro sono da tempo oggetto di spontanea applicazione da parte di comunità costituite da singoli cittadini, gruppi di persone, associazioni, cooperative e imprese che attraverso itinerari formali e o informali hanno acquisito un ruolo rilevante nella tutela e valorizzazione del patrimonio. Comunità, eredità culturale e partecipazione non sono pertanto la proiezione di soli concetti
astratti, ma rappresentano in casi sempre più numerosi il risultato tangibile di progetti e iniziative concrete che hanno consentito, ad esempio, attraverso il coinvolgimento di persone, di rendere nuovamente accessibile o far rivivere spazi precedentemente chiusi o abbandonati. Fa scuola l'esempio del Fondo per l'Ambiente Italiano. La Convenzione si sofferma anche sulla necessità che istituzioni culturali quali i musei, secondo la definizione approvata dall'Assemblea Generale Straordinaria di ICOM a Praga il 24 agosto del 2022, debbano e possano divenire luoghi fisici e riferimenti culturali per orientare la partecipazione delle comunità. Affermazione persuasiva, quest'ultima, che ricorre anche nella Dichiarazione universale sugli archivi, approvata su iniziativa del Consiglio internazionale degli archivi in occasione del 36esima sessione della Conferenza generale dell'UNESCO il 10 novembre 2011 a Parigi. Vi si afferma la responsabilità collettiva nella gestione degli archivi da parte dei cittadini, pubblici amministratori, decisori, proprietari o detentori di archivi pubblici o privati, archivisti e altri specialisti delle informazioni, e vi si riconosce agli archivi uno specifico ruolo nella crescita di una cittadinanza responsabile anche attraverso il coinvolgimento di società storiche, organizzazioni sociali e centri comunitari. Gli archivi, è affermato in questa dichiarazione, aperte le virgolette, costituiscono un patrimonio unico e insostituibile, trasmesso di generazione in generazione. Gli archivi sono gestiti fin dalla loro creazione al fine di preservarne il valore e il significato. Gli archivi sono fonti affidabili di informazione a sostegno di un'amministrazione trasparente e in grado di dare conto delle proprie azioni. Gli archivi giocano un ruolo essenziale nello sviluppo della società perché contribuiscono alla costituzione e alla salvaguardia della memoria individuale e collettiva. L'accesso libero agli archivi arricchisce la nostra conoscenza della società umana, promuove la democrazia, tutela i diritti dei cittadini e migliora la qualità della vita. Chiusa la citazione. Sono quindi i metodi in cui le diverse comunità registrano e trasmettono la loro memoria collettiva e sul come e perché queste espressioni spesso immateriali siano state recepite come documenti comuni che si modella il concetto di archivio culturale e conseguentemente anche quello di archivio di comunità, sempre più spesso considerato anche nel dibattito interno alla professione archivistica come sorta di avanguardia delle preoccupazioni sociali, marcatore dell'attivismo delle comunità stesse, strumento di approccio partecipativo e parte integrante della capacità delle persone di articolare e affermare la propria identità. L'idea di archivio di comunità così delineata non va svincolata tuttavia da questioni metodologiche, professionali e più genericamente gestionali che ne costituiscono parte integrante. Ad esempio su come impostare e promuovere la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei e nello specifico tra archivisti, bibliotecari e museologi o quali pratiche adottare perché gli archivisti che lavorano con e nelle biblioteche, con e nei musei possano descrivere il loro lavoro e propugnare le esigenze degli archivi stessi. Si tratta di considerazioni che sono state già svolte nel convegno di Trento, ma che ho ritenuto opportuno ribadire anche in questa sede con un pubblico diverso. Se il generico riferimento al termine archivio genera nella gran parte delle persone, sorta di riflesso pavloviano, l'immagine di una successione di stanze più o meno polverose, ricolme di freddi documenti istituzionali non necessariamente ordinate, che nulla lasciano trasparire dei loro contenuti e ancor meno delle esistenze di quanti vi sono riflessi, l'altro riferimento, quello ad archivio di comunità, richiama una condizione assai diversa, la prospettiva di uno spazio fisico o digitale dove sono conservati e si possono rintracciare e ripercorrere i ricordi importanti di tante persone delle rispettive comunità di riferimento, variamente intesa.
A differenza dell'archivio istituzionale, l'archivio di comunità permette di approcciarsi più facilmente, direttamente anche a singole storie di vite, di narrarle in modo diverso e di includere voci rimaste escluse dalla documentazione cosiddetta ufficiale, talvolta anche a causa di deliberate omissioni. L'archivio di comunità è il terreno sul quale procedere alla ricostruzione di eventi che, seppur etichettati come secondari, hanno ugualmente inciso sulle vicende della comunità di riferimento, variamente intese, scandendone i ritmi vitali, dagli eventi di cronaca nera, episodi di contestazione sociale, da disastri di tipo naturale e incidenti causati dall'incuria dell'uomo, dalle ricorrenze religiose, alle feste profane, dagli arrivi alle partenze, dalle attività commerciali a quelle industriali, dal governo del territorio alla partecipazione politica e tanto altro ancora. Gli archivi di comunità non sono né debbono essere per loro natura autosufficienti, possono essere affiliati ad archivi formali presso università, biblioteche o istituti di ricerca, anche nel caso in cui l'archivio di comunità non fosse associato a un archivio strutturato. Questo potrebbe costituire comunque un punto di riferimento per ogni bisogno di assistenza o supervisione tecnico-metodologica. Le biblioteche locali, a loro volta, possono promuovere interventi di sensibilizzazione sull'importanza di aderire o partecipare al progetto di archivio di comunità, mentre gli archivi strutturati, comunali, statali, provinciali e altri ancora, possono contribuire all'organizzazione di eventi preparatori su come gestire dei fondi familiari, sul trattamento dei dati personali e su come impostare delle raccolte archivistiche. Gli archivi di comunità, infatti, per loro storia appaiono spesso scollegati da ogni realtà formale. Si tratta di una situazione che può comportare sul lungo periodo, specie con riferimento a portali, siti tematici, blog o profili social, una serie di problematiche che potrebbe nel tempo tradursi nell'inutilità e inutilizzabilità di quanto faticosamente raccolto. Serve insomma, e qui torno al titolo dell'intervento, creare innesti virtuosi tra pubblico e privato che consentano di tutelare il diritto alla memoria collettiva e salvaguardarne l'integrità. Grazie della pazienza. Bene. Allora, io nelle migliori tradizioni mi presento, sono Cecilia Nubola e sono ricercatrice all'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento. Ne approfitto per portare anche i saluti del mio direttore Massimo Rospocher, che aveva intenzione di venire ma è occupato in un altro archivio, in un altro convegno, scusate. Io in realtà sono qui anche perché sono ex assessora del Comune di Brentonico, ex assessora alla cultura, e è in questa veste che poi, collaborando con varie istituzioni di cui adesso vi parlerò, insomma, abbiamo realizzato il convegno di Trento e un progetto Innesti. E adesso comincio. Allora, in questo mio intervento vorrei soffermarmi in particolare su due aspetti. In primo luogo, esaminare alcuni dei problemi e confrontare alcune delle iniziative più interessanti emerse dalle esperienze presentate al convegno Innesti, che si è svolto a Trento, come vi abbiamo già detto, nel 2024. In secondo luogo, vorrei presentare alcune riflessioni sul significati e finalità degli archivi visuali di comunità, considerando aspetti scientifici e finalità dei progetti. Innanzitutto, da dove è nato il progetto Innesti e il conseguente convegno? È stata una delle iniziative promosse da un progetto sovracomunale finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2024. In finanziamenti per iniziative in ambito culturale. È stato ideato dagli assessori alla cultura del Comune di Brentonico, appunto io in questo caso, e di quello di Peio, Viviana Marini, ed è stato realizzato in particolare con il contributo della Fondazione Museo Storico del Trentino, Rodolfo Tajani, e della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano, e ricordo appunto la direttrice Valeria.
L'obiettivo principale del progetto e del convegno è stato quello di mettere a confronto le esperienze di comuni, biblioteche, associazioni ed enti locali, regionali e nazionali che in questi ultimi anni hanno dato vita a progetti di archivi digitali, di foto e o di video di comunità, mettendo in comune esperienze, buone pratiche, riflettendo sulle modalità di raccolta, conservazione, divulgazione e valorizzazione della documentazione raccolta e prodotta. Nello stesso modo sono stati considerati i limiti e le criticità delle nostre esperienze, dei nostri progetti, degli strumenti informatici utilizzati. Quali realtà sono state coinvolte? Innanzitutto, nella preparazione del progetto e del convegno abbiamo operato una scelta di fondo. Abbiamo scelto di invitare i promotori e i realizzatori di archivi digitali di comunità che raccoglievano materiali fotografici, visuali o misti, ibridi. Siamo partiti dal nostro territorio, la provincia di Trento, coinvolgendo quelle realtà associative e istituzionali che nel corso degli anni avevano collaborato con la Fondazione Museo Storico del Trentino, alle quali la Fondazione aveva fornito supporto tecnico-scientifico, informatico e storico nella creazione degli archivi di comunità. Nello stesso tempo abbiamo chiesto la collaborazione dell'Archivio Fotografico Storico Provinciale di Trento, in particolare la dottoressa Katia Maratesta, che ci ha dato una grande mano. L'Archivio Provinciale è un'istituzione importante, sia come riferimento per le collezioni fotografiche che per il supporto tecnico-scientifico che fornisce, che va dalla conservazione di materiali fotografici, al restauro, alle modalità di catalogazione, alla realizzazione di mostre su fotografi o tematiche specifiche. Contemporaneamente, sempre nella realizzazione di progetto e convegno, abbiamo considerato il territorio regionale coinvolgendo la Biblioteca Claudia Augusta. Rivolgendo lo sguardo in generale all'Italia, abbiamo individuato ed invitato alcune associazioni ed enti che hanno maturato una grande esperienza a livello nazionale, soprattutto nella ricerca, conservazione e valorizzazione dei materiali video, come Home Movies, l'Archivio Nazionale dei Film di Famiglia di Bologna, l'Archivio Super Ottimisti di Torino, che si occupa di valorizzare e restaurare i film Super 8, l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, AMOD di Roma. Altri enti e associazioni responsabili di archivi digitali, di foto, di video o ibridi erano già fra i nostri contatti, oppure molto empiricamente li abbiamo invitati dopo aver individuato i loro archivi attraverso una ricerca in rete. La maggior parte degli enti, associazioni e fondazioni, istituzioni, gestori di archivi di comunità che hanno aderito al convegno sono collocati nel centro-nord Italia, ma vi sono alcune interessanti iniziative nel sud, come il Fondo Fotografico di Trani e l'Archivio di Atena Lucana in provincia di Salerno. Naturalmente non c'è stata nessuna pretesa di completezza, non abbiamo potuto, con i mezzi e il personale a disposizione, fare un censimento completo degli archivi di comunità. Sarebbe un progetto però secondo me molto interessante che potrebbe essere portato avanti. Il nostro è stato solo un primo sondaggio per iniziare uno scambio di esperienze e buone pratiche e possibilmente dare vita in futuro ad una rete di enti ed associazioni interessate a portare avanti queste esperienze. Per facilitare il confronto abbiamo inviato, prima del convegno di Trento, alcune domande e spunti di riflessione ai partecipanti. Ecco i principali. Primo, come raccogliere memorie visuali, singole, familiari, di associazioni, coinvolgendo le persone del luogo, anche nella contestualizzazione di questi documenti, recuperando le memorie di eventi, persone coinvolte, spazi geografici, aspetti storico-antropologici. Secondo, con quali modalità promuovere le raccolte di interviste, di foto e di materiali audio e video in vista dell'obiettivo che possano costituire un archivio per il futuro. Terzo, con quali modalità promuovere raccolte di interviste, di foto e di materiali audio e video questo l'ho già detto, scusate, con quali modalità rendere i materiali raccolti e schedati fruibili alla popolazione, promuovendo progetti di restituzione alla comunità. Come rendere fruibili questi materiali nelle scuole, così da rendere l'archivio digitale visuale uno strumento per la conoscenza della storia locale e nazionale.
E infine, come conservare gli archivi sottraendoli all'usura del tempo, pensando a tutti i problemi di obsolescenza delle tecnologie, dei programmi informatici, la necessità dei continui aggiornamenti e l'avvento dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda gli ideatori, i promotori degli archivi di comunità, molte sono realtà associative locali, di dimensione provinciale o nazionale. Sono associazioni della società civile che operano con il sostegno finanziario dei comuni, delle province, regioni o di altri enti e hanno partecipato e partecipano a bandi a sostegno delle iniziative culturali di varia natura. Importanti, ad esempio, sono stati per gli ultimi anni i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, per sostenere sia i progetti di archivi digitali che le tante e varie iniziative implementate a partire da quei materiali visuali, mostre, volumi di fotografie, esperienze teatrali e artistiche, iniziative su cui tornerò più avanti. Fra i promotori di archivi digitali un posto di rilievo è occupato dalle biblioteche. Nel convegno abbiamo potuto ascoltare in particolare l'esperienza di alcune biblioteche, una trentina, quella dell'Altipiano di Fai della Paganella, una che opera in un quartiere alla periferia di Bologna, il quartiere del Pilastro, e la biblioteca provinciale Claudia Augusta che ci ospita oggi. La fototeca documentaria dell'Altipiano di Fai della Paganella è un archivio digitale nato per impulso dell'ex direttore Graziano Cosner, che ha 20 anni di vita e raccoglie 20.000 fotografie, quindi un patrimonio notevole per un territorio tutto sommato non vasto, che ha realizzato 8 libri fotografici, varie mostre e altre attività. La biblioteca del quartiere Pilastro di Bologna è diventata nel corso dei decenni centro di aggregazione e di confronto fra abitanti di provenienze molto diverse, all'interno di un contesto di isolamento e spesso di pregiudizi e stigma sociale. La biblioteca Claudia Augusta è un altro esempio di integrazione di culture e realtà differenti. Queste biblioteche sono modelli di un nuovo modo di concepire il ruolo delle biblioteche all'interno di contesti sociali, culturali e etnici diversi. La biblioteca Claudia Augusta non spetterebbe a me, poi ci sarà anche Patrick Urro e la direttrice Valeria che ne parleranno, però visto che secondo me appunto è in realtà un'esperienza molto importante, volevo un po' sottolineare questo aspetto. Patrick Urro ci diceva nel convegno di Trento che è importante ripensare al ruolo della biblioteca nel tessuto sociale e culturale del territorio. La collocazione fisica nel centro Trevi Lab, dove siamo ora, che ospita l'istituzione, rappresenta simbolicamente questa capacità di operare come punto di incontro e dialogo fra le diverse realtà del territorio. E Patrick prosegue: la biblioteca si configura non solo come un'istituzione culturale, ma anche come uno spazio pubblico di partecipazione attiva, dove le diverse comunità linguistiche e culturali possono incontrarsi, confrontarsi e dialogare. Questo ruolo di luogo di partecipazione rafforza ulteriormente la sua funzione di ponte fra le comunità, trasformando uno spazio istituzionale in un luogo vivo di scambio e costruzione di memoria. Credo che questa sia una prospettiva estremamente interessante e importante che possa riguardare tutte le nostre biblioteche. Tornando ai promotori degli archivi, in qualche caso sono le amministrazioni comunali, attraverso gli assessorati alla cultura, che si fanno promotori di queste iniziative. A questo riguardo un modello interessante, perché rappresenta un sistema integrato, è quello di Calderara di Reno, un comune in provincia di Bologna. Culturara si chiama, è il sistema culturale a cui contribuiscono l'ufficio cultura del comune nella funzione di coordinamento, la biblioteca, il teatro e la casa della cultura Italo Calvino. Da 5 anni queste realtà progettano e comunicano insieme, ognuno secondo la propria vocazione e identità, le attività culturali. Vorrei ora presentare alcune riflessioni su cosa significa costruire un archivio di comunità considerando aspetti scientifici e finalità dei progetti. Alcune cose le ha già dette Rodolfo, ma vale la pena anche sottolinearle perché probabilmente ci sono sensibilità comuni che emergono. Raccogliere, conservare, utilizzare i materiali del passato significa certamente riflettere sull'identità,
passate e presenti delle nostre comunità. Identità declinato al plurale, come concetto non statico ma dinamico, inteso come somma di tante identità stratificate nel corso del tempo e in continua trasformazione. Scrivono gli storici Patrizia Gabrielli e Camillo Brezzi a proposito dell'importanza della ricostruzione di memorie collettive, e cito: la partecipazione, la condivisione, in sintesi il sentimento dell'appartenenza ad una comunità possono essere attivati dai processi che presiedono l'atto della rimemorazione. Non si tratta allora di valorizzare la memoria al fine di consolidare, nel caso ce ne fosse il bisogno, una vena nostalgica, non per favorire la diffusione di un banale, commovente retorico come era vano, bensì di produrre spazi di riconoscimento anche delle diverse appartenenze e memorie, passo primario e imprescindibile per costruire il dialogo. E Gabrielli e Brezzi hanno scritto un volume importante, interessante, che riguarda i diari di Pieve Santo Stefano, che è un archivio di comunità allargato, si potrebbe dire. I riferimenti scientifici di cui possono avvalersi i progetti di archivi visuali prima, durante e nel momento della restituzione alle comunità di riferimento o allargate sono molteplici. Vi è necessità di saperi tecnici, archivistica, tecniche di restauro e conservazione di foto e film, informatica e discipline come la storia, in particolare la public history, la storia orale, la storia visuale. Mi soffermo brevemente sull'importanza di queste ultime. Il convegno e il progetto di rete degli archivi digitali visuali si inserisce nell'ambito, vogliamo che sia inserito nell'ambito della public history. La public history, infatti, come sappiamo, è un settore della storia che intende portare la storia fuori dagli ambienti accademici tradizionali, coinvolgendo attivamente il pubblico nella ricerca, comunicazione e valorizzazione del passato. La public history ha fra gli scopi principali quello di rendere la conoscenza storica accessibile, critica e rilevante per la società contemporanea. Per questo impiega strumenti e linguaggi comunicativi diversificati, come la storia orale, la museografia, i laboratori didattici e le piattaforme digitali per la raccolta di fonti. La public history, inoltre, intende dare alla storia una funzione civile, promuovendo la coesione sociale, contribuendo a costruire una cittadinanza consapevole e aperta, attraverso una maggiore comprensione del passato. Per quanto riguarda la funzione civile, vorrei anch'io sottolineare uno dei contributi che troverete nel volume, che appunto è l'archivio e le iniziative promosse dalla Fondazione Stava 1985, che sono in qualche maniera esemplari di questa capacità di coniugare ricerca e funzione civile. Come forse ricordate, appunto, la Val di Stava nel 18 luglio 84 è stata una catastrofe con il cedimento della diga, della miniera del Prestavel, una delle più grandi catastrofi industriali e ambientali verificatesi in Italia. La Fondazione Stava, nel 1985, ONLUS, è stata costituita proprio per fare in modo che quelle 268 persone che hanno perso la vita non siano morte invano. La Fondazione ha il compito di mantenere attiva la memoria, informare e dare formazione, approfondendo la genesi, le cause e le responsabilità del disastro. È importante, scrive il presidente della Fondazione Michele Longo, mantenere viva la memoria di quanto è accaduto a Stava nel 1985, ma in senso attivo, per far sì che venga stimolato il richiamo alla responsabilità di ciascuno di noi. La memoria attiva rappresenta in modo efficace gli scopi statutari della Fondazione, che opera per fare in modo che non si ripetano avvenimenti simili. Mantenere la memoria dei fatti e delle responsabilità affinché simili catastrofi non si ripetano costituisce un alto impegno civile e politico destinato soprattutto alle nuove generazioni. Tornando più in generale alle modalità di costituzione e valorizzazione degli archivi, si tratta dunque di mettere in atto modalità di ricerca collaborativa, ricostruire la storia con la comunità, non semplicemente fare storia della o per la comunità. Sara Zanatta ricorda negli atti del convegno di Trento il significato politico-culturale della costituzione di archivi visuali.
Si tratta di definire a chi si parla e come. Decisioni che riflettono non solo le scelte comunicative dell'ente o dell'associazione che conserva il patrimonio fotografico o audiovisivo, ma anche le finalità culturali e politiche sottese alla diffusione di questi patrimoni. Interessanti a questo riguardo sono, ad esempio, gli obiettivi dell'Archivio Super Ottimisti, questa associazione culturale piemontese che ha il compito appunto di raccogliere e valorizzare le pellicole amatoriali e che promuove progetti che coinvolgono le comunità del territorio. Il progetto, che riguarda un piccolo comune piemontese, Fobello si chiama, inserito in una valle, la Val Mastellone, che è una piccola valle laterale della Val Sesia, una valle ai margini con problemi di spopolamento. Questo progetto si prefigge alcuni obiettivi, che vi elenco perché secondo me sono utili insomma, per un movimento molto più vasto di archivi di comunità. Innanzitutto dimostrare che è possibile fare cultura in luoghi solitamente ai margini, coinvolgendo attivamente tutte le fasce della popolazione, anche quelle meno abituate alla fruizione culturale. Super Ottimisti per Fobello, inoltre, intende trasformare il ricordo privato in ricordo della comunità, a partire dalla comprensione del valore di una certa tipologia di documentazione audiovisiva, il cinema di famiglia in questo caso, per stimolare una rigenerazione culturale e sociale. Infine, grazie alle azioni di valorizzazione, si vuole porre al centro del progetto la comunità stessa, rendendola protagonista, dentro e fuori lo schermo, del processo culturale, coinvolgendola dalla fase di ideazione fino alla fruizione finale. Ma la vera sfida che si propone l'associazione e che potremmo proporci come sfida comune nostra è riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi qui sopra esposti, non solo andando a stimolare un'analisi critica delle trasformazioni della comunità e del territorio, ma anche facendo vivere e rivivere emozioni per creare una nuova memoria. I documenti principali raccolti e valorizzati in vista della costituzione di una storia visuale di comunità, come abbiamo più volte ricordato, sono le fonti audiovisive. Partendo dalle memorie individuali e collettive di gruppi e associazioni, raccolte attraverso fotografie, video familiari e amatoriali, video interviste alle persone della comunità, utilizzando i metodi della storia orale, ci indirizziamo con convinzione verso la costruzione di una storia specifica, la storia visuale. È ormai pienamente noto il potere delle immagini nella società contemporanea. Le immagini, secondo Gerard Pohl, hanno la capacità di creare prima di tutto realtà, sono dotate di una potenza energetica e generativa. Le immagini non solo riflettono la storia, ma anche la influenzano e la determinano. Considerate fonti per la storia, insieme alle fonti scritte e a quelle orali, le immagini sono oggetti in grado di condizionare i modi di vedere, percepire, rappresentare e comunicare la realtà. I media audiovisivi, dunque, rivestono un'importanza culturale, politica, sociale, esercitando un ruolo essenziale per la costruzione di una memoria condivisa del passato e di una coscienza collettiva del presente. Le fonti visuali, inoltre, non hanno solo la funzione di restituire una storia locale, di una particolare comunità in un particolare momento storico, ma si elevano ad una riflessione territorialmente e concettualmente più ampia. Più in generale, dunque, i nostri archivi ci permettono di superare una concezione, ce lo diceva anche Rodolfo, di superare una concezione della storia gerarchica, maschile, identificata con il potere e le istituzioni. Ci permettono, in altre parole, di abbandonare la dicotomia storia dall'alto, quella del potere e delle istituzioni, e storia dal basso, quella della gente comune, a favore di una storia tout court, che tenga conto del personale e del privato, delle emozioni e dei sentimenti, del vissuto quotidiano, una storia attenta al genere, all'età della vita, alle contaminazioni fra culture e popolazioni diverse e così via.
Ce lo ricordano negli atti del convegno Pirazzoli e Ferretti di Home Movies, l'archivio nazionale dei film di famiglia. I film di famiglia, scrivono, catturano momenti che quasi sempre mancano nelle narrazioni ufficiali. La vita quotidiana, la dimensione e la ritualità familiare, le abitudini culturali, i ricordi personali e le prospettive dal basso sugli eventi storici più importanti. Nel momento in cui decidiamo di considerare il cinema amatoriale come fonte storica, nelle immagini iniziamo non solo a vedere gli eventi di un'epoca, ma percepiamo anche come vivevano le persone, cosa provavano e come vedevano il loro mondo. Obiettivo di Home Movies è raccontare la storia collettiva in modo nuovo, partendo dalle microstorie private e quotidiane di individui e famiglie, osservando i grandi eventi pubblici come questi abbiano influenzato le loro vite. La storia del Novecento emerge così attraverso centinaia di prospettive amatoriali e private, creando un mosaico di sguardi, quelli degli occhi curiosi e attenti degli appassionati di cinema, che portavano sempre con sé la loro piccola cinepresa, catturando momenti che altrimenti sarebbero andati perduti. Un altro aspetto molto importante che emerge da molti contributi del convegno e che molto ci dice anche degli ideali e delle prospettive culturali che animano i progetti e le iniziative legate a questi archivi, mi riferisco all'idea di costruire attraverso questi archivi un tassello di una storia per il futuro, per le future generazioni. Tiziana Calzà e Laura Robustelli della Mnemoteca Basso Sarca, che è nella zona di Riva e Arco, nel Trentino meridionale, è un'associazione di promozione sociale nata nel 2007. Loro scrivono: ci interessa tracciare autobiografie territoriali in cui gli abitanti si autorappresentano e raffigurano il luogo in cui vivono, dove il passato non è il luogo della nostalgia e di rituali evocativi, ma si innesta sul presente ed è generativo di futuro. Uno dei progetti dell'associazione si intitola Un'istituzione dimenticata, la colonia infantile provinciale Miralago a Riva del Garda, 1921-1993. Perché ve ne parlo in specifico? È una colonia, un edificio dismesso, collocato all'interno di un parco, in una posizione bellissima proprio sul lago di Garda. Questo che l'associazione ha promosso, la Mnemoteca ha promosso, è un progetto integrato, culturale e politico, che recupera appunto il passato per progettare il futuro. Comprende infatti un libro corredato da una raccolta di fotografie, comprende una serie di interviste che sono state raccolte nel corso del progetto, le memorie autobiografiche dei lavoranti della colonia e dei ragazzi che vi sono vissuti. E da questi è stato prodotto un documentario trasmesso anche su History Lab, il canale della Fondazione del Museo Storico del Trentino. Tutte queste iniziative però, che di per sé non sono particolarmente originali, hanno avuto però un obiettivo ulteriore, quello di conservare memoria, sì, ma soprattutto quello di operare in vista della realizzazione di un progetto politico. La Mnemoteca è infatti intervenuta insieme ad altre associazioni, realtà giovanili ed enti del territorio che si sono costituiti in comitato per la valorizzazione del parco e dell'edificio e per chiedere la riqualificazione di tutta l'area, sottraendola all'abbandono e alle mire di sfruttamento edilizio. Un altro esempio di costruzione di memoria che diventa storia per il futuro e riflessione sull'oggi è quella di Balda Memoria, l'archivio del comune di Brentonico e del parco del Monte Baldo nel sud del Trentino. Anche in questo caso si è privilegiata l'idea di utilizzare la storia orale, la storia quindi attraverso le interviste, per costruire momenti diversi di una comunità. Sono stati intervistati gli anziani per recuperare la memoria, ma sono stati intervistati i giovani che hanno deciso di mettere su famiglia e di creare anche delle nuove istituzioni economiche, delle nuove iniziative economiche in paese. Sono stati sentiti le persone che vivono, che sono venute a vivere in paese venendo da altre città, altre nazioni eccetera, e quelli che invece abitanti del paese che sono migrati all'estero. Queste esperienze in comune, mettendo assieme un docufilm, servivano per riflettere su cosa significa vivere oggi in un paese, ma anche progettare un futuro per un paese come quello marginale, ma insomma
collocato all'interno di un territorio molto bello e molto particolare che è il Parco del Baldo. Le interviste hanno messo in luce come Brentonico sia una comunità circolare che è viva, si alimenta, cresce o decade a seconda delle persone che vi entrano a far parte, partono, ritornano, vi si stabiliscono per tutta la vita o per un breve tratto. In questo caso un'esperienza molto simile, anche se a un livello molto più alto, è quella di Verba Manet dell'archivio della biblioteca proprio Claudia Augusta dei primi anni 2000, di cui penso che parlerà Patrick, ma insomma anche in questo caso si tratta della raccolta di quasi 200 interviste audio e video che costituiscono un patrimonio documentario che servirà a noi e alle future generazioni per ricostruire anche la storia di Bolzano ed è un contributo, come dice Patrick, uno strumento di dialogo e comprensione fra le diverse comunità linguistiche. Alcune riflessioni conclusive molto banali che servono, vorrei che servissero magari per una discussione anche ulteriore il prossimo oggi e domani, partendo dalle esperienze pregresse. Anche personali, insomma, non sono i progetti meglio riusciti da quello che abbiamo visto, quindi con un'esperienza comunque limitata, quelli meglio riusciti e più longevi che abbiamo raccolto sono quelli che hanno un'istituzione culturale stabile come punto di riferimento, le biblioteche in particolare, perché quelle che possono seguire, implementare e coinvolgere il pubblico e la popolazione. Cosa abbiamo imparato finora da quello che abbiamo fatto rispetto al progetto Innesti? Beh, la grande vitalità della società civile e vivacità e dell'associazionismo, che va però, come si è già ricordato, come ha ricordato Beppe Ferrandi, va appoggiato dalle istituzioni politiche e culturali sovralocali e fornendo strumenti tecnici, expertise e finanziamenti ad hoc. La creatività, soprattutto nelle iniziative di valorizzazione dei materiali raccolti e digitalizzati e di restituzione alla comunità. E spesso quello che è importante, e vi ho fatto alcuni esempi, sono proprio le proposte integrate, raccolte di foto, interviste, creazione di mostre, incontri tematici con storici, artisti, antropologi, libri di foto su argomenti specifici, reading teatrali, residenze d'artista. Tutto ciò contribuisce a vivacizzare e a restituire alla comunità un archivio che può sembrare altrimenti statico e poco utilizzato. Grande importanza per molte realtà, e questo vorrei sottolinearlo anche se non ne parlo diffusamente, è riservata ai progetti didattici e ai laboratori per le scuole di ogni ordine e grado. Arrivare alle scuole e collaborare con le scuole è un dato fondamentale per le associazioni, per gli enti e per la valorizzazione dei nostri archivi. Dal convegno è emerso anche l'interesse a fare rete fra archivi per diffondere informazioni sulle opportunità e novità fornite dall'informatica, proporre corsi di formazione sui sistemi di catalogazione oppure sulle tecniche di conservazione dei materiali. Da un punto di vista scientifico è emersa l'esigenza di poter disporre di personale qualificato dal punto di vista storico, nelle arti visuali, antropologico. Mettere in rete le esperienze è del resto indispensabile per uscire da quel fai da te che può caratterizzare le esperienze locali, dall'isolamento, per individuare metodologie scientifiche, sistemi di catalogazione, sistemi informatici comuni. Sono emerse anche alcune criticità che elenco anche qui molto brevemente. Una criticità di natura tecnica, appunto come realizzare un archivio, come tenerlo aggiornato, come modificarlo, il problema dell'obsolescenza. E altri rischi e altre criticità riguardano i rischi di abbandono del progetto. Un'altra difficoltà sono quelle che riguardano il coinvolgimento di parti specifiche di comunità, in particolare i giovani. Una difficoltà segnalata in particolare dall'associazione è quella di mantenere vivo l'archivio nel momento in cui il gruppo dei promotori, per vari motivi, abbandona o riduce l'impegno. Altro genere di difficoltà sono naturalmente, ne abbiamo parlato, sono quelle finanziarie. I contributi non sempre arrivano dalle istituzioni, dipende dall'interesse politico delle istituzioni per questo tipo di operazioni e, come sappiamo, i finanziamenti per la cultura sono in generale pochi e tendono anche a diminuire.
Quando i promotori sono i comuni o gli assessorati alla cultura, causa il turnover delle amministrazioni e degli assessorati, può succedere, come ad esempio è successo nel caso di Brentonico, dove attualmente non c'è un assessore alla cultura, che progetti che comunque sono stati portati avanti vengono abbandonati o dimenticati, con uno spreco di risorse umane e soldi pubblici. Finisco dicendo che una delle esigenze sollevate da più parti è quello di individuare, ne abbiamo già accennato, un luogo che può essere virtuale o istituzionale o entrambi, una biblioteca, un'università, un istituto di ricerca, un ente nazionale, in cui depositare gli archivi locali, che offra sufficiente garanzie di conservazione così da sottrarli alla dispersione e all'oblio. Si tratterebbe, in altre parole, ed è un progetto che rilanciamo anche in questa sede, insomma, di costituire una specie di superarchivio, un archivio degli archivi a livello nazionale o regionale, che appunto ovvi alla dispersione, ma anche si promuova iniziative che possono avere una valenza più generale, regionale o nazionale. Vi ringrazio. Grazie, saluto e ringrazio dell'invito. Porto i saluti del direttore dell'archivio provinciale, Gustav Pfeiffer, che purtroppo oggi non può intervenire lui e esserci al convegno. Comunque, io ho chiamato il mio intervento Cronisti di Paese, un'analisi del patrimonio documentario, però il titolo che prima avevo in mente era Cronisti di Paese, lo sguardo al dettaglio. Il patrimonio dei cronisti sudtirolesi rappresenta una tradizione viva e importante per la conservazione della storia, della cultura e dell'identità del territorio. Tradizione nata originariamente in Tirolo, è stata insediata anche in Sudtirolo a partire dalla fine degli anni '80, attraversando un processo di evoluzione marchiato da forti cambiamenti, sia sociali che tecnologici, citandone i più significativi. Nei decenni successivi il patrimonio dei cronisti si è sviluppato in modo sempre più articolato e dinamico. In questa analisi vorrei tracciare il percorso di questa evoluzione, evidenziando i protagonisti, i progetti e gli esempi più significativi. Il contesto generale era praticamente la legge provinciale numero 17 del 13 dicembre 1985, che disciplina l'ordinamento degli archivi e l'istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige, che è responsabile dello scarto e della conservazione dei documenti prodotti alla Giunta provinciale, del Consiglio provinciale e dall'amministrazione provinciale, nonché dagli enti subordinati. Esercita inoltre funzioni di vigilanza sugli archivi di enti pubblici non statali come comuni, comunità comprensoriali, enti di gestione di usi civici, eccetera, e su archivi privati posti sotto tutela. Conserva la memoria della nostra provincia in documentazione scritta proveniente da 9 secoli e collezioni fotografiche di rilevanza storica. Vengono svolti progetti e convegni sulla storia provinciale, collaborazioni scientifiche ed una collana di pubblicazioni. Poi sono state costituite delle associazioni. Nel 1987 nasce la sezione altoatesina del Tiroler Geschichtsverein con l'obiettivo di promuovere la ricerca e la documentazione della storia regionale. Poi il gruppo di ricerca Geschichte und Region, Storia Regione, che anche opera nella nostra provincia dal 1990 con l'obiettivo di promuovere la ricerca storica e favorire l'interscambio scientifico al di là dei confini regionali e linguistici, con appunto anche la loro l'omonima rivista.
Nel 1990-91 Paul Rösch e Birgit Albar, incaricati dal Tiroler Landesinstitut con sede a Bolzano, gettano le fondamenta di una Arbeitsgemeinschaft der Chronisten, comunità di lavoro dei cronisti, al di qua del Brennero, la quale in Tirolo aveva già una ventenne tradizione. Nel 1994 la gestione di questa Arge Chronisten è passata all'Archivio Provinciale di Bolzano. È stata un po' data in mano, io sono stata incaricata di organizzare, come aveva detto a suo tempo Josef Nössing, avresti voglia di organizzare alcune conferenze all'anno per i cronisti, e così sono arrivata ai cronisti di paese. Prima il patrimonio dei cronisti in Alto Adige era costituito principalmente da tradizioni orali e da registrazioni private. Le storie, le leggende, gli eventi locali venivano tramandati di generazione in generazione, spesso all'interno delle famiglie o delle comunità rurali. La documentazione ufficiale era scarsa e frammentaria e la maggior parte delle testimonianze si trovava in diari manoscritti, album fotografici e cronache locali. Porto un esempio: la famiglia Tschurchenthaler della Pusteria ha conservato per decenni una cronaca familiare scritta a mano, pubblicata a partire dagli anni 2000 da Edizione Rezia, nella collana Memoria, che rappresenta una preziosa fonte storica. Documenti privati di questo tipo costituiscono oggi un patrimonio proficuo per gli storici e i ricercatori. Con la fine degli anni '80 si assiste a un processo di professionalizzazione, di strutturazione del patrimonio dei cronisti. La crescente consapevolezza dell'importanza della memoria storica e della cultura locale ha portato alla creazione di associazioni e iniziative dedicate. L'ingresso nel nuovo millennio ha portato innovazioni radicali nel modo di documentare e di condividere le storie locali. Si inizia a digitalizzare fondi anche spesso in qualità discutibili. Anche di questo dobbiamo essere consapevoli, perché all'inizio di questa dell'entrata di questi media, della digitalizzazione, quando si avevano fondi veniva digitalizzato qualcosa e non sempre queste cose, poi con queste cose si può fare tanto, no? Poi vengono istituite, sono gli inizi di internet, dei social media, vengono istituite piattaforme per condividere storie, foto e testimonianze direttamente online. La fotografia digitale abbatte i costi della produzione di foto e fa in qualche modo di ognuno di noi un fotografo, sebbene non professionale, ma più attento a quello che lo circonda. Anche o specialmente i cronisti e le croniste dell'Alto Adige seguono gli sviluppi e i cambiamenti dei loro luoghi di residenza e di attività, raccolgono, fotografano e documentano. Attraverso le loro cronache annuali e associative immortalano gli eventi nell'arco dell'anno per le generazioni future. Attualmente sono oltre 300 i cronisti e le croniste attivi nei comuni in Alto Adige. I compiti e le funzioni. Il compito principale di un cronista è quello di documentare, raccogliere e conservare testimonianze relative allo sviluppo delle loro comunità. I cronisti e le croniste sono diventati ottimi osservatori, tanto che molte cronache costituiranno una fonte preziosa per la futura storiografia locale. I cronisti hanno naturalmente una formazione diversa, inclinazioni diverse e capacità diverse. È indispensabile avere un senso per i contesti locali,
documentare nel modo più obiettivo possibile ed essere in contatto con la popolazione. Quando abbiamo iniziato, siamo partiti da uno scandalo in Tirolo, in Nord Tirol, dove un sindaco per la cronaca del cronista ha dovuto lasciare la politica e così questo ci ha... Prego? e con questo, con questo retroscena abbiamo iniziato a dire: siate per favore molto non troppo prendete tutte le visuali della cosa e non insomma solo una visione dei fatti. Per questo insomma si deve sempre un po' essere i cronisti. Gli storici possono eventualmente basarsi su queste raccolte e utilizzare il lavoro svolto dai cronisti. E cito: la collaborazione tra i due gruppi, osserva l'etnografa Barbara Stockhorn nella sua tesi di laurea sulla cronaca in Alto Adige, è utile alla causa e contribuisce al successo dell'attività di ricerca. Gli scienziati si basano sui fatti, i cronisti forniscono esperienze, aneddoti e opinioni. Fine della citazione. Metodi di stesura della cronaca. I requisiti di un cronista sono l'entusiasmo, un senso delle connessioni, una sensibilità per le apparenti banalità e gli eventi che non vengono riportati dai media o solo marginalmente. Informazioni di base la cui conoscenza può essere di grande importanza per una successiva ricostruzione degli eventi. Il cronista locale ha la possibilità di fornire una rappresentazione degli eventi che proviene dall'interno, ha accesso a materiali, punti di vista e prospettive che rimangono preclusi molto spesso a un osservatore esterno. La controparte della cronaca degli eventi, che registra ciò che è accaduto, è la così chiamata documentazione attuale. In questo caso il cronista può esaminare attentamente il proprio ambiente di vita sulla base di un elenco di argomenti. Mi sembra Rodolfo Daiani aveva anche parlato di questi vari settori che eventualmente si possono analizzare meglio. 10 settori, tra cui ad esempio la popolazione, sono stati suddivisi nel modello in modo così dettagliato che, dopo aver esaminato le singole parole chiave, ne risulta una panoramica del luogo e dei suoi cambiamenti. Ci sono alcuni settori che raramente vengono trattati negli articoli di giornale e nelle cosiddette fonti di informazioni ufficiali, perché apparentemente sembra non siano interessanti. Ci sono però anche settori per i quali esiste molto materiale e che deve solo essere raccolto. È il caso della parrocchia, delle associazioni, in parte degli asili, delle scuole, che anche lì adesso con la privacy è molto difficile accedere a informazioni. Al di fuori di queste strutture esistono però gruppi di varie dimensioni che si riuniscono per attività ricreative, sport o hobby, della cui esistenza pochi anni dopo forse nessuno sa più nulla, tranne i partecipanti stessi. Vorrei raccontarvi adesso della giornata dei cronisti. La prima giornata dei cronisti, tenutasi l'8 maggio 1998, può essere considerata un passo importante per definire anche il legame esistente tra l'archivio provinciale e i cronisti in Alto Adige. Le giornate dei cronisti, che da allora si tengono ogni anno, e ho lasciato qua dietro un invito per il 7 di novembre, e invito
tutti a eventualmente partecipare, sono considerate appuntamenti fissi nell'anno lavorativo dei cronisti, con relazioni, tavole rotonde, mostre di cronache e scambi di informazioni. Favoriscono la comunicazione interna ed esterna. Sotto l'egida dell'Archivio Provinciale è stato possibile aumentare anche l'intensità dell'assistenza. Oltre a numerose misure di formazione continua, corsi, conferenze e seminari, l'attenzione si concentrava sul miglioramento della struttura organizzativa nei circondari, sul coinvolgimento più intenso delle amministrazioni comunali, sulla maggiore collaborazione dei cronisti al quadrimestrale Tiroler Chronist che ho portato in alcuni numeri, e sull'intensa collaborazione con i cronisti del Tirolo. Sebbene l'archivio dei cronisti conti circa 300 persone, non si può dare per scontato che tutte le persone registrate pubblichino anche una cronaca. I cronisti distrettuali, alcuni dei quali ricoprono la loro funzione ininterrottamente da decenni, fungevano da sempre in un certo senso da cerniera tra l'archivio provinciale e i cronisti. Se dico che appunto alcuni cronisti distrettuali operano già da decenni, questo si può dire anche dei cronisti e ovviamente ci troviamo davanti a un problema generazionale e anche questo si dovrà affrontare proprio adesso in questi prossimi anni, che questa generazione di specialmente insegnanti che sono andati in pensione molto presto in vari casi. Infatti queste persone operavano poi come cronisti, come bibliotecari e queste persone adesso pian piano raggiungono un'età dove ovviamente anche loro hanno i loro problemi a fare questo lavoro. Il metodo di lavoro e i partner. Riteniamo che traguardi importanti verso una cronaca al passo con i tempi siano stati, da un lato, la formazione di team nei comuni e nei circondari, dall'altro l'organizzazione sistematica di corsi e seminari. La formazione di team è importante soprattutto perché i team alleggeriscono il carico del lavoro dei singoli, favoriscono la comunicazione e rendono così più facile svolgere l'attività che è appunto, come già detto, a sfondo volontario. I corsi di formazione offrono anche a chi non è cronista un'introduzione relativamente rapida e una panoramica completa della materia. Attualmente, la prossima settimana, verranno offerti dei corsi giornalieri di introduzione che consentono anche a neocronisti ed appassionati di familiarizzarsi con la materia. L'esperienza dimostra che i giovani trovano più facile avvicinarsi alla cronaca attraverso un percorso formativo. Va sottolineato in modo particolare la buona collaborazione con i responsabili del Tirolo, dove il coordinamento della cronaca è affidato al Tiroler Bildungsforum, che nel periodo Covid ha saputo prontamente reagire con le misure di distanziamento, corsi online molto apprezzati anche dai cronisti sudtirolesi. L'ancoraggio istituzionale della cronaca nei comuni non è ancora stato raggiunto in modo soddisfacente, ma ci si dovrà adoperare maggiormente in tal senso. È un dato di fatto che la cronaca viene redatta per i comuni, lì diffusa e lì dovrebbe anche essere conservata. Adesso ovviamente Cecilia Nuvola ha parlato dell'archivio degli archivi, che ovviamente sarebbe una cosa molto bella,
però io vedo, noi come archivio provinciale non possiamo prenderci carico degli archivi dei cronisti. Se si trova un'altra base o un altro punto d'appoggio, ben venga. Penso che anche i cronisti sudtirolesi siano molto contenti potersi avvalere di una istituzione di questo tipo. I cronisti contribuiscono in modo significativo alla valorizzazione culturale e storica del comune su base volontaria. Come già detto, il compito dei rappresentanti politici di ogni comune dovrebbe essere quello di far notare l'importanza del cronista per la sua comunità, mettendolo in risalto. Con l'elaborazione di una bozza di accordo tra cronisti e i loro comuni si è cercato di sensibilizzare i comuni sul ruolo dei cronisti e sul loro lavoro e il loro impegno volontario in Sudtirolo. Purtroppo l'accettazione dei cronisti a livello locale non sempre corrisponde al loro impegno. Questo è sicuramente un punto in cui le pubbliche relazioni potrebbero fare la differenza. Il Tirol Chronist, la rivista specializzata Tirol Chronist, si è affermata soprattutto come portavoce e piattaforma informativa dei cronisti, in cui vengono trattati temi di interesse storico. Immagine di sé e visione esterna. Mentre in Tirolo un cronista si considera tale a tutti gli effetti, in Alto Adige il confine tra cronista e studioso di storia locale è ancora molto labile. Soprattutto i cronisti più anziani si sentono ancora fortemente legati al modello di pensiero dello studioso di storia locale, mentre le generazioni più giovani e alcuni circondari mostrano modi di pensare e di lavorare diversi. I cronisti sono ed erano spesso insegnanti, come già detto, impiegati comunali, quindi spesso si tratta di persone che hanno trovato la loro vocazione come cronisti attraverso la loro professione. Possono anche essere aspiranti etnografi o studenti che partecipano a progetti di ricerca su nomi di campi, sul dialetto e impegnati nell'oral history e cercano il contatto con i cronisti, diventando così essi stessi cronisti. Non è raro che tra loro ci siano anche contadini che hanno a cuore la conservazione delle tradizioni e delle consuetudini. A volte elaborano la storia del proprio maso, seguono i cambiamenti architettonici e paesaggistici. Sono fortemente rappresentate anche quelle persone che si impegnano in associazioni, dove svolgono per lo più il ruolo di segretari e in quanto tali si interessano alle questioni della propria comunità anche al di là delle associazioni. Contrariamente all'opinione comune, il cronista non è più un collezionista solitario, ma piuttosto un punto di riferimento per la comunità del proprio paese. Ci si rivolge al cronista quando, ad esempio, si trovano vecchi scritti, quando si tratta di reperire fotografie storiche su determinati argomenti, quando si deve realizzare una pubblicazione in occasione di un anniversario, eccetera. L'elenco potrebbe continuare all'infinito poiché ogni cronista stabilisce priorità diverse e le elabora secondo criteri molto soggettivi. Secondo lo storico Oswald Ubrecht, originario di Stilfes nel comune di Campo di Trens, un cronista, e cito, non solo garantisce un patrimonio importante per la storia locale, ma fornisce alla ricerca scientifica un tipo di fonte locale sui generis, che appartiene al campo della storia quotidiana e della mentalità e alla cosiddetta storia culturale. Oggetto di intense discussioni negli ultimi tempi e proprio per questo è di grande importanza per la scienza. Finita citazione.
organismo responsabile e struttura. Per oltre 30 anni la responsabilità della cronaca altoatesina è stata affidata all'archivio provinciale. Ora tale compito viene gradualmente trasferito al Südtiroler Bildungszentrum. Il 31 marzo del 2025 è stato firmato un accordo di finanziamento tra la provincia e il Bildungszentrum. I circa 300 cronisti attivi in tutto l'Alto Adige sono organizzati per distretti. I 10 distretti cronistici sono la Val Venosta, il Burgraviato, la Val Passiria, la Val d'Ultimo, l'Alta Val di Non, la Bassa Tesina Oltradige, la Valle dell'Isarco e l'Alta Valle d'Isarco, la Val Pusteria e le Valli Ladine, che sono sotto la responsabilità di un cronista distrettuale o di un team di cronisti. Faccio notare che purtroppo sono sottorappresentate le città. L'unica città dove c'è un team operante di cronisti è Vipiteno. Nel 2010 Robert Kasserer è stato nominato primo cronista provinciale dell'Alto Adige. Sua successora era per più di un decennio Rita Thaler-Wieser della Geschichtswerkstatt Freienfeld, della quale faceva anche parte Oswald Überegger, e lui era praticamente il suo ideatore. Poi si è fermato un grandissimo gruppo e questa Geschichtswerkstatt Freienfeld è anche sempre stato un punto fermo, un Leuchtturmprojekt, no? Al quale tutti si orientavano. Ora il cronista provinciale è Wolfgang Töni di Valle Lunga, comune di Corona in Venosta. Nell'ottica di un lavoro culturale in rete, le giornate dei cronisti sono spesso state organizzate anche in collaborazione con altre istituzioni, per esempio insieme al Forum delle Biblioteche, anche quello nominato, è stato affrontato il tema storia e storie dei villaggi, biblioteca e cronaca, riferimenti culturali. Nel 2018 hanno tratto molto profitto anche i cronisti del vasto progetto Interreg Argento Vivo, che ho visto fuori anche esposto, no, è qua. Fotografia patrimonio culturale, un progetto internazionale con esperti dell'archiviazione fotografica. All'insegna del motto "La cronaca fa scuola" è stata illustrata la possibilità di collaborazione tra cronisti e scuola. Importanti tappe fondamentali nello sviluppo della cronaca sono stati gli incontri con i rappresentanti dei comuni e delle associazioni comunali, come con il Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige. È stato approvato un accordo tipo che funge da modello per gli accordi ufficiali tra i cronisti e i rispettivi comuni. In esso sono stabiliti i servizi dei contraenti che comprendono, a seconda dei casi, il rimborso delle spese, la fornitura di attrezzature tecniche o di locali adeguati, ma soprattutto consolidano la posizione del cronista e del suo comune, nel suo comune, voglio dire. E qui anche abbiamo trovato un po' di resistenza o da parte dei comuni o anche da parte dei cronisti che dicevano, specialmente i cronisti singoli che operavano nei singoli comuni, che insomma le foto sono loro, le hanno finanziate loro e per cui non è che le vogliono lasciare come patrimonio. Questo è molto cambiato negli ultimi anni, per fortuna, devo dire. Ulteriori sfide per i cronisti derivano ormai dai media digitali, che richiedono un certo interesse per lo sviluppo personale in questo settore.
Proprio a causa della pandemia si è verificata una spinta alla digitalizzazione alla quale anche i cronisti difficilmente possono sottrarsi. I team intergenerazionali sono quelli che meglio riescono a superare le sfide che ne derivano. Un bel esempio era Baustelle Südtirol, Siedlungsgrenzen grenzenlos, ovvero i cronisti si sono chiesti: cantiere Südtirol, confini delle aree insediabili senza confini, punto di domanda. In occasione del 30° anniversario, che a causa della pandemia ha dovuto essere rinviato di un anno, nel 2021 i cronisti hanno festeggiato 30+ anni di lavoro di cronistoria in Alto Adige. In questa occasione è stata allestita la mostra fotografica Cantiere Alto Adige, confini delle aree insediabili senza confini. L'entrata in vigore nella legge provinciale Territorio e Paesaggio il 10 luglio 2020 ne ha costituito il contesto. Questa mostra fotografica aveva lo scopo di illustrare in modo chiaro lo sviluppo urbanistico degli ultimi 100 anni. I cronisti dei vari distretti hanno raccolto materiale fotografico storico e hanno affiancato a ciascuna di queste immagini una foto attuale scattata dalla stessa prospettiva. Raimund Treichenmacher, direttore e anche direttore della biblioteca di Silandro, all'epoca anche vicepresidente dei cronisti, ha suggerito di presentare le foto su pannelli da cantiere per illustrare questo cantiere Alto Adige. La mostra è stata inaugurata contemporaneamente in 13 diverse località in Alto Adige, in biblioteche, musei e sedi di associazioni, ed è rimasta aperta in media 2 o 3 settimane. I visitatori sono rimasti sorpresi dall'entità dello sviluppo e dall'espansione urbana dei singoli paesi. Il grande interesse dei media ha incoraggiato gli organizzatori nel loro lavoro. La mostra è un esempio di lavoro di squadra ben riuscito. L'espressione concentrarsi su ciò che sembra secondario, anche già sentito questa mattina, descrive l'osservazione mirata di dettagli che a prima vista sembrano irrilevanti, ma che rivelano connessioni inaspettate e portano ad intuizioni più profonde. Questo approccio si ritrova nell'arte e nel giornalismo, dove serve a mettere in evidenza dettagli rilevatori e intrecci complessi da ciò che sembra insignificante. Con questo mi fermo e ringrazio per la vostra attenzione. Le domande e le risposte che verranno date dai nostri ospiti, dai relatori e dalle relatrici. Sì, la domanda è rivolta a Rodolfo Tajani e Cecilia Nuvola, per quando hanno accennato ai nuovi strumenti, cioè al video. Siccome è una cosa di cui io parlerò oggi pomeriggio, che noi abbiamo notato nella ricerca che abbiamo fatto, che si chiama Arravamo. Avete fatto una riflessione, adesso una domanda di carattere, diciamo, metodologico, su come si modifica l'intervistato nel momento in cui è nel video? Perché io ho una formazione filosofica, vi faccio una domanda forse un po'. C'è un'idiosincrasia tra l'immagine e il suono, no? Di cui noi come teatranti ci occupiamo tantissimo, tra il resto. E quindi, vivendo una città dell'immagine, detto molto banalmente, l'immagine è sempre molto più invasiva anche, no? E questo è un aspetto.
Però c'è anche proprio la dimensione dell'intervistato che nel video lui si modifica parlando. Okay? Ecco, se volete magari sviluppare un po' questo spunto. Facciamo un giro di domande, poi rispondiamo. No, e due domande. La prima è che sentendo la riproposizione, diciamo, della proposta che io condivido di un luogo virtuale, come dire, per la raccolta di questi progetti, e noi ce lo immaginavamo trentinamente provinciale, no? Quando abbiamo fatto quella riflessione, perché ci veniva molto più semplice dire, vabbè, provincia, i comuni, le associazioni, bene o male controlliamo i progetti. Effettivamente, anche alla luce dell'intervento della dottoressa Pizzini e delle riflessioni che verranno fatte domani partendo dal caso del Friuli, se non valga la pena appunto ragionare sulla formazione di un consorzio praticamente, sul modello, Rodolfo lo conosce perché è stato il nostro responsabile della biblioteca degli archivi fino a pochi mesi fa, degli archivi del Novecento. Archivi del Novecento, che è questo consorzio nazionale a cui aderiscono parecchie istituzioni. È vero che sono archivi più omogenei e più, tra virgolette, tradizionali, e quindi magari più facili da gestire, da standardizzare, perché arrivano magari da pratiche professionali di inventariazione molto più, come dire, codificati. Ma probabilmente la sfida potrebbe essere proprio questa, provare a vedere con più istituzioni ovviamente che fanno da riferimento se un luogo che può diventare, come diceva Cecilia, un luogo di confronto, di promozione e anche di buone pratiche. Se io non avessi sentito l'esperienza del Pilastro di Bologna, del quartiere di Bologna, al convegno del 2024, non mi sarei mai posto, come dire, il problema, ad esempio, di come ci si muove in una dimensione urbana che presenta delle problematiche completamente diverse rispetto a una dimensione di un comune appunto più periferico, comunque non legato alla città. Invece alla dottoressa Pizzini volevo chiedere questo, insomma, innanzitutto, siccome ho partecipato, non mi ricordo più quanti anni fa, è pericoloso, come dire, questo confronto col tempo, a un seminario promosso da voi, forse, sì, dove ci rivolgevamo, come dire, ai cronisti italiani, no? Ecco. E sono curioso di sapere, primo, se c'è stato uno sviluppo in materia, secondo, se non c'è stato lo sviluppo, perché non c'è stato. In altri termini, come dire, questa modalità dei cronisti è una modalità che ha sfondato anche su gruppi linguistici diversi da quello tedesco, prima cosa. Ecco, e poi la seconda cosa che mi interessa in modo particolare, tu parlavi prima del tema del mancato riconoscimento o del riconoscimento differenziato, diciamo, che c'è da parte del comune, probabilmente anche della biblioteca, probabilmente da parte di... Ecco, però il problema qual è però? È la modalità in cui i cronisti operano, per cui non viene riconosciuto come sufficientemente autorevole. È il problema in cui mi sembra che raccontavate, insomma, all'inizio probabilmente degli anni 80-90 di bacheche proprio a cui si affiggevano, come dire, le cronache, forse mi sono sognato io. Cioè, però qual è la modalità in cui il cronista restituisce alla comunità? È una modalità pubblica, una modalità come dire, che permette di raggiungere più persone.
E poi, chiudo, mi rendo conto magari ho esagerato con le domande, però siccome in un ambiente di ricerca storiografico o archivistica, probabilmente la parola stai facendo cronaca, come dire, ha un segno decisamente dispregiativo, nel senso che la cronaca è cronaca, mentre noi vogliamo fare interpretazione, vogliamo fare ricerca, vogliamo avere il metodo critico. Ecco, questo tema qua, diciamo, di chi accetta, e l'hai detto che non viene accettato di fatto, un ruolo apparentemente marginale, ma molto fondamentale invece, che è quello di raccogliere cronache, senza dare una dimensione critico-valutativa, interpretativa. Se nella riflessione che state facendo nei vostri corsi di aggiornamento, nelle vostre conferenze, questo tema viene affrontato e dibattuto, è un problema, come dire, preliminare all'estensione di queste esperienze. Se noi in Trentino volessimo copiare da voi, ecco, cosa molto difficile, perché ci interesserebbe copiare da voi effettivamente, come affrontiamo questo tema, diciamo, che è un tema quasi di status e di definizione di cosa è cronaca e cosa non è cronaca sostanzialmente. Molto velocemente. Uno riguarda questo concetto che spesso Cecilia Nubila sull'archivio degli archivi. Lo intendi in maniera virtuale oppure proprio come un luogo dove realtà archivistiche realtà archivistiche minori possono depositare i propri fondi, quindi come un luogo invece reale, concreto, e quindi bisogna trovare spazi, eccetera. E eventualmente, se fosse in questo secondo caso, come pensate anche di evolvere, svilupparlo, se ci state pensando in Trentino? E la seconda invece è una curiosità per Margot Pizzini. Come mai nelle città i centri urbani, i cronisti mancano? Proprio mancano le persone che lo fanno o ci sono altre ragioni? È più complessa o ci vorrebbero, a Bolzano ad esempio, cronisti di quartiere, dove comunque attività vengono fatte, non so se da associazioni per lo più, no? Che cercano di recuperare la memoria. Ultimamente a Bolzano è stata fatta, soprattutto in cosiddetti quartieri più periferici, Don Bosco, eccetera, Via l'Europa e così. Ecco, grazie. Posso fare anch'io una domanda? Allora, sì, Margot, questa cosa degli archivi dei cronisti mi entusiasma, non ne sapevo niente, e quindi le domande sarebbero tantissime, magari riduco all'essenziale. Ecco, la cosa che mi interessava è se effettivamente c'è un rapporto fra queste persone, quindi che costituiscono le cronache di paese, e la storiografia. Quindi se la storiografia ha utilizzato questi materiali in qualche maniera, quando, come, perché. La seconda domanda, che in realtà sarebbe precedente, è: non ho capito, ma forse mi è proprio sfuggito, da quando esistono? Cioè è una tradizione secolare o da un certo punto in poi? La terza domanda, e poi basta, giuro, però ne parliamo magari se hai tempo, è il discorso, adesso mi sono dimenticata perché erano troppe, aspetta un attimo che la ritrovo. Proprio sì, un po' quello che diceva Beppe, la comunità come li vede, come li considera, come rappresentanti della comunità o come qualcuno che comunque viene un po' calato dall'alto e quindi non la rappresenta. Ecco, qual è il ruolo sociale, in qualche maniera, e culturale di questi personaggi, di queste persone? Basta, grazie. C'era un'altra. Voi avete esperienze nella vostra memoria appunto su questo tema che, voglio dire, l'ho letto e sono subito venuto volentieri ad ascoltarvi.
di comunità di artisti che hanno creato archivi delle proprie esperienze sul territorio o delle proprie opere. Grazie. Cominci tu? Chi comincia? Comincia. L'ultima domanda, per dire no, che non abbiamo, io personalmente almeno non ho notizie di archivi di comunità di artisti, ma non che queste comunità di artisti abbiano poi costituito e fatto crescere un archivio delle proprie memorie. Almeno questa è l'impressione che ho io, poi se qualcuno mi può smentire sono ben contento. E poi anticipavo, la prima domanda sui video, poi lascerò parlare Cecilia. Ecco, per quanto riguarda la trasformazione, insomma, dell'intervistato di fronte alla telecamera, di questo credo che siamo tutti coscienti, e ricondurrei comunque questo aspetto, non saprei se c'è su questo una riflessione, ma il fatto che comunque gli archivi di comunità non sono custodi di memoria, ma a loro volta diventano costruttori di memoria. Quindi anche questo atteggiamento dell'intervistato, che si può modificare di fronte alla telecamera, è implicito, se si vuole, in un certo senso, anche nel concetto di archivio di comunità, che non si vuole certo, non si può immaginare restituisca fedelmente una memoria, ma la restituisca nei modi in cui la memoria stessa è cresciuta, è stata vissuta e poi viene, scusatemi l'espressione, interpretata. Perché quindi usciamo un po' anche dall'idea che esista una memoria pura. La memoria, come sto leggendo un libro di Carlo Rovelli, di cui non capisco quasi nulla, l'eguaglianza di tutte le cose, ma lì è bellissimo perché trasponendo dal campo della quantistica, della fisica, al campo delle relazioni, si vede che non esiste nessun oggetto, nessuna cosa in sé assoluta, ma tutto è determinato dalle connessioni e dalle connessioni, quindi quelle cose si modificano e anche la memoria è un oggetto che si modifica. Vado io? Allora, sul discorso del video che modifica, questo ci vorrebbe Patrick, anche che non vedo, c'è tutto un discorso della storia orale che dura da decenni, appunto, che si interroga su rapporto fra intervistato e intervistatore, quindi proprio su come l'intervistato risponde a seconda di chi lo intervista, quindi è sempre una relazione. Il video amplia ancora di più alcuni aspetti che sono quelli comunque del mostrarsi, quindi anche del corpo, della gestualità, che può diventare anche quello motivo proprio di storia, di riflessione anche storiografica. Però appunto teniamo conto che è un po' un discorso, proprio generalizzando il discorso delle fonti storiche, è un po' quello che diceva Rodolfo, cioè non esiste l'oggettività, come vale anche per le foto, eccetera. Si tratta di interpretare sempre quello che noi vediamo, quello che noi ascoltiamo, eccetera. Quindi essere molto coscienti, naturalmente, quindi non improvvisarsi nemmeno, o comunque cercare di studiare, perché esistono degli studi molto approfonditi su come si legge un'immagine, su come ci si rapporta rispetto a una persona che viene intervistata e come l'intervistato modifica l'intervistatore, l'intervistatore modifica l'intervistato, cioè proprio è un rapporto molto stretto e che può proprio anche cambiare anche quello che viene detto. Non a caso anche per proprio la storia orale, indipendentemente dal video, sarebbe importante tornare più volte magari a farsi raccontare le stesse storie, perché a seconda del momento, a seconda del periodo storico, a seconda di come una persona si sente, le cose cambiano e le cose che vengono raccontate cambiano, anche proprio nel giudizio, non solo nei fatti puri e semplici. E quindi questo è molto importante, comunque spesso non c'è questa dimensione anche proprio filosofica, che invece è culturale in senso lato, che invece dobbiamo coltivare tutti un po'. Sul discorso Beppe e Spada, no, niente, io appunto sono una semplice ricercatrice, quindi in realtà questo discorso dell'archivio degli archivi riguarda proprio le istituzioni e le associazioni e la politica.
quindi mi supera e ci supera, ma secondo me è un progetto che potremmo veramente coltivare. Io non ho soluzioni magari, ma non ci sono, non le ho, e una delle ipotesi che facevamo noi in Trentino era quella di affidare tutto alla Fondazione Museo Storico, nel senso almeno la parte trentina di questi archivi, però chiaramente potrebbe essere un'università, potrebbe essere... Veramente il problema va posto, cioè comunque esistono tutta una serie di iniziative anche molto belle, di archivi molto belli che rischiano proprio una dispersione nel giro di pochissimi anni. Questo vale per tutto ciò che è legato all'informatica, al web, eccetera, e peraltro, perché c'era anche tutto il discorso che ma adesso TikTok piuttosto che Facebook, che comunque producono materiali che potrebbero diventare storia, vanno persi. Però questo sarebbe un altro tema da affrontare che non faremo qui. Ecco, quindi riflettiamo insieme su questa cosa. Se è un luogo fisico, se è un luogo virtuale, anche quello, se fosse un luogo virtuale chiaramente occuperebbe meno spazio, cioè non ci sarebbe bisogno di un garage, di una serie di contenitori, ma chiaramente anche quello però forse alla fine uno spazio fisico si sa che rimane, se non viene sballottato qua e là. Lo spazio virtuale rischia di perdersi anche quello, perché se non paghi chi mantiene il sito, cioè ci sono una serie di robe tecniche che comunque vanno risolte. Però secondo me vale la pena rifletterci. Comunità di artisti no, però magari una ricerca in rete si trova sicuramente qualcosa, perché tutto quello che non sappiamo in rete lo troviamo, se no c'è l'intelligenza artificiale che lo inventa, quindi non c'è problema. Alla casa di artisti dei canali di Sì, esatto. c'è un archivio e probabilmente è una comunità, deve essere pubblico dentro. Io infatti pensavo bene a quella comunità lì, ma hanno anche un archivio, hanno costituito qualcosa di... No, quello che volevo aggiungere è che, vabbè, per quanto mi riguarda, sposerei senz'altro la proposta del direttore della Fondazione di creare un consorzio, perché credo che sia anche l'unico, e d'altronde di consorzi ne abbiamo anche esperienza a livello nazionale, quindi sarebbe effettivamente una strada da percorrere, anche se immagino faticosa da mettere in piedi. Una cosa importante che forse non è stato detto parlando di archivi di comunità è che spesso questi archivi di comunità permettono anche di far emergere archivi di cui nessuno sa l'esistenza, perché noi immaginiamo ovviamente delle cose che vengono raccolte da associazioni, gruppi organizzati o comunque che accettano di darsi un'organizzazione e una visibilità. Ma sappiamo che anche all'interno della comunità esistono tantissimi archivi mossi da gruppi di persone per puro piacere, oppure i famosi collezionisti che il momento in cui defungono, e questo è il momento in cui si scopre in casa archivi fotografici, raccolte di documenti, di carte, cose straordinarie. Quindi quello che potrebbe attivarsi in questo rapporto virtuoso fra pubblico e privato è sì sostenere il lavoro che viene svolto dalle associazioni o comunque da questi soggetti organizzati, visibili, ma anche di porre molta attenzione a quanto vive di sommerso all'interno delle comunità. Che il fatto che sfugga non significa che non esista, esiste, quindi l'archivio di comunità può essere anche effettivamente uno strumento per aprire tante porte chiuse. Allora, cerco di rispondere alle domande. Sì, tu l'hai detto, i cronisti italiani sono purtroppo pochissimi. Quando abbiamo fatto questi corsi, dopo non abbiamo più sentito interesse e le persone che avevano partecipato a quel corso si sono poco a poco, abbiamo chiesto anche spesso di cosa si occupano e così via, ma erano specialmente ricerche familiari quello che facevano loro, no? Praticamente molto
estensive, però non erano lavori che potevano avvolgersi a una comunità più grande, insomma. Dobbiamo dire che non abbiamo anche ripetuto i corsi perché appunto non c'era più questo interesse, e allora anche lì abbiamo i fondi e un po' tutto ridotto, e allora abbiamo detto, beh, abbiamo sempre per 10 anni direi fatto la giornata dei cronisti con la traduzione simultanea, e a un certo punto, vedendo che ci sono, non so, 2 o 3 persone di madrelingua italiana che partecipavano a questi convegni, abbiamo preferito fare una traduzione silenziosa o insomma purtroppo andare indietro e farlo monolingue. Tu dicevi del riconoscimento, è un po' come uno si pone. Allora ci sono siamo tutti un po' diversi, c'è chi in una comunità va a testa alta, dice io sono il cronista o io sono la cronista, io sono il punto di riferimento per tutto quello che succede, sappiate che io raccolgo, portatemi, io eventualmente ne faccio qualcosa così. E poi c'è chi dice anche l'assessore non mi ascolta, sono andato lì e poi non mi ha... E allora purtroppo succede anche così che queste persone si incapsulano nella loro ricerca e poi l'accettazione non è quella che... Poi si deve anche dire che queste cose non vanno pubblicate o diffuse, e la comunità non ne sa niente e non ne ha niente di queste cose qua, no? Che è molto, molto peccato. Adesso è anche un punto, come dicevo prima, c'è questo cambiamento generazionale dove dobbiamo veramente preoccuparci di cosa succede con queste raccolte, perché queste persone talvolta hanno le cose a casa loro e non confluiscono, e anche magari il comune non è interessato, non ne sa niente, e quando queste persone muoiono, spesso e volentieri la famiglia non è interessata. E questo sarebbe una cosa da fare adesso, no? Da dire queste cose dove vanno, no? Però è difficile perché anche io stesso ho provato da certe persone dove so che c'è tanto materiale, ma eventualmente dove lo metti così e non si può dire a una persona, sai, che eventualmente pensa a chi darlo, no? Perché è un tema sempre molto delicato, no? Cosa producono i cronisti? Producono la cronaca annuale, dove ritagli di giornale, dove scrivono a parte qualcosa all'atere, confluiscono altri punti di vista, però si deve anche dire che c'è spesso e volentieri, ovviamente fotografano, ma spesso diventano anche un po', insomma, con il tempo, ma mettono quello che scrive il giornale e basta, e quello non è che basti, no? E allora ci sono anche tanti assessori o insomma rappresentanti dei comuni che dicono, ma sai, è una cronaca, se io voglio, adesso ci sono questi filtri e io mi filtro quello che è successo nel mio comune e così ho anche la stessa cosa, no?
il che non è vero, perché ovviamente loro fotografano e mettono, ci sono appunto queste cronache adesso digitali, però ci vuole tanto impegno e sempre sensibilizzare le persone a fare di più e non soffermarsi a quello che affluisce dall'esterno, no? Che insomma spesso è quello che tutti sanno, magari sanno nei prossimi mesi e dopo non ne hanno più conoscenza. Appunto le cronache diventeranno interessanti magari a distanza di 30-40 anni o 50 anni, lì forse avranno la loro, insomma, seconda vita, si pensa, no? Nelle città, appunto, le persone che hanno iniziato a lavorare nelle città, appunto, sono in caso quelli, i cronisti di quartiere, no? Io penso a Milan, a Bressanone c'è un cronista di Milan che lui fa però per il suo piccolo centro dove lui vive, e la città di Bressanone non è, insomma, ecco, è troppo grande. Non parliamo di Bolzano, perché anche lì ho assistito a vari inizi o persone che sono partite con grande entusiasmo, poi hanno visto intanto che sono da sole e poi che era troppo vasto il raggio che dovevano ricoprire. Poi appunto si deve sempre partire, vedere quali interessi ha una persona, no? Se uno dice io guardo solo, non so, la cultura, o io guardo solo, anche quello, insomma. Poi mi avete chiesto da quando è nato. Nasce appunto nel 1990, dove a suo tempo Paul Rösch appunto ha portato quello che era il Chronistenwesen in Alto Adige, e ha cercato le persone in ogni paese, o cercato di posizionare delle persone che poi magari erano persone che erano in comune, o che erano un po' in vista o interessati o insegnanti, o insomma comunque persone che si interessavano anche di storia. Sì, penso che, non so se c'è qualcosa che era... Se non ci sono altre domande, volevo fare un piccolo intervento su questi argomenti che avete trattato. In particolare volevo parlare proprio dell'aspetto legato alla città, la diversità che c'è tra la periferia e la città nell'atteggiamento di un potenziale cronista. Noi abbiamo visto che in realtà anche nella comunità italiana c'è stato un interesse, perché pensavo ai libri di Giorgio Tireni o anche quelli di Ennio Marcelli, che hanno raccontato la storia dei quartieri o anche di alcune di micro realtà che però sono diventati molto interessanti per noi. Tuttavia, ecco, si tratta di libri, quindi c'è un approccio un po' diverso rispetto a quello che dicevi tu, appunto, del cronista di paese. Come diceva anche Carla Giacomozzi, che è dell'archivio storico, sì, ci sarebbero anche degli interessati, però poi diventano degli autori di libri, no? Non c'è quel salto differente, quella restituzione differente che invece ci si aspetta da un cronista. Forse oggi i tempi sono cambiati, anzi senza forse, e anche appunto c'è questo rischio di perdere forse anche un salto generazionale, ecco, un vuoto che si sta verificando. L'approccio probabilmente interessante sarebbe quello di uno storytelling, cioè un approccio più narrativo forse, no? Che ci salva dalla cronaca vera e propria giornalistica, e che invece può cucire insieme tante storie, tanti eventi, tante osservazioni nell'arco di un anno. E poi diciamo che i ragazzi e le ragazze, la generazione attuale,
non scrive più, ma racconta lo stesso, e lo fa attraverso altri mezzi, perché il podcast è comunque un mezzo molto utilizzato, e attraverso questi supporti e questi canali circola comunque una cultura e un'informazione che forse nemmeno noi conosciamo fino in fondo la portata di questi strumenti. Potrebbe essere anche questa una soluzione, coinvolgere le scuole, coinvolgere anche le istituzioni e anche queste associazioni con delle modalità nuove. Mi viene in mente il caso della Fogolar Furlan, no? Questa associazione che è diffusa in tutto il mondo e che per esempio qui a Bolzano era molto vivace, molto viva, ma che adesso effettivamente si trova ad affrontare un cambio generazionale che oggi abbiamo invitato Licio Mauro, forse riesce a raggiungerci, però mi raccontava che effettivamente deve lavorare per avere una garanzia di continuità. Insomma, non è così scontato avere dei giovani, delle giovani che possano in qualche modo raccogliere una testimonianza e portare avanti un lavoro con la modalità finora conosciuta. Forse con altri sistemi sarà più accattivante, più possibile. Però quello del podcast io non lo abbandonerei come idea, o questi nuovi sistemi, diciamo, più legati anche ai social network. Volevo solo aggiungere una cosa. Noi abbiamo cercato anche con i Bildungsausschuss, che sono molto attivi in tutto l'Alto Adige, trovare anche delle connessioni, ma abbiamo... Scusa, per essere... sono i comitati dell'educazione permanente? Scusa, ok, sì, comitati di educazione permanente. Sì. E lì abbiamo trovato un certo irrigidimento, o comunque in qualche circondario la gente che veniva, i cronisti stessi erano le stesse persone, e in altri proprio c'era una netta divisione tra le due cose, no? E così, perché non so, i cronisti erano più vicini alla Heimatpflege, penso alla Passiria o Valdultimo e così, dove questi nascevano quasi da lì e continuano a essere sostenuti anche da questa parte, insomma, questa associazione. E anche lì, insomma, si deve prendere atto e lasciare. Ecco, grazie. Direi che se non ci sono altre domande possiamo concludere questa prima parte della nostra attività, e ci diamo appuntamento oggi pomeriggio alle ore 14, quando inizieremo e riprenderemo i lavori con l'intervento di Carla Giacomozzi dell'Archivio Storico di Bolzano, il progetto Storia e Memoria, il Lager di Bolzano, 30 anni di attività dell'Archivio Storico della città di Bolzano sul territorio. A seguire Alessandra Spada e Giada Noto con l'Archivio Storico delle Donne di Bolzano, 20 anni di ricerca, archiviazione e divulgazione. E infine Claudio Montresor di Controtempo Teatro con Eravamo, Memorie della comunità italiana, e Giampaolo Girardi con una proposta di vini. Quindi ecco, e saremo quindi qua e chiuderemo in bellezza. Io pensavo fosse una tradizione antichissima che risale al Medioevo. No, vabbè. Sì, ovvio, ci saranno le cronache, sono state, ma no. Ma e perché l'archivio, quello non te lo volevo fare in pubblico, perché l'archivio provinciale li molla? Io saluto una voce la... Weil die Videokonferenz und du musst in der Tagung vorbereitet. Ja,